Buonasera, voglio, buonasera, eccoci qua, un minuto di ritardo come al solito, da grande casa caduta che sono. Voglio, allora, stasera con noi c'è sta pure Raffaele Paz e Anthony Caleota, che però poteva mai essere che potevano stare subito all'inizio, no? Ovviamente, ma non per loro, che sono stati molto precisi, e perché la grande zoccola della mamma di YouTube non la poteva fare così facile questa cosa, perché di solito tutti quanti riescono a fare live a 4, a 5, a 6 e io a 6 riesco a fare soli. Però io penso che loro ora mi stanno guardando, io tenterò di invitarli diciamo, live, appunto in diretta, perché ci ho provato pure prima a invitarli, però da Givagit che purtroppo la mamma YouTube è una grande zoccolone, quindi li sto invitando ora e spero che riescono ad entrare. Allora, intanto cerco a Raffaele Paz, eccolo qua, cerco il suo profilo, eccolo qua, Raffaele Paz, l'ho trovato per due canali su figli entro per tre canali mi sono asciugato dopo. Raffaele, ma quale sì? Scrivimi allora, Raffaele mo mi starà ascoltando sicuramente su Facebook. Raffaele, io qua leggo tre canali, Raffaele Paz Channel e Raffaele Molis, quindi dimmi quale dei tre, così non posso sbagliare. Ho chiesto a Raffaele che ora mi risponderà. Rara ci abbiamo uscito pure la finita. Qual è il canale tuo? Qual è il nome del tuo canale? Sì, aspetta, qual è il nome del tuo canale per invitarti? Ci ha scritto perché poi se non mi sta sentendo e poi dopo passo ad invitare pure a Anthony Caleota che sicuramente conoscete. Anthony Caleota e Raffaele Pazzo di vogliono che fanno le parodie pure, cioè no, Raffaele Pazzo fa parodie abbiamo conosciuto sicuramente, cazzo dico, fa pure Anthony Caleota che fa rap. Allora, in questo momento mi sta inviando il nome del canale Raffaele Paz, eccolo qua, conferma Raffaele Paz, Raffaele Paz, ricerchiamolo di nuovo, Raffaele Paz, eccolo qua, ok, mi è uscito, invita a Raffaele Paz, benissimo, abbiamo inviato. Poi invito anche Anthony Caleota e a Frattazzo. Ci sono questi problemi tecnici che non possono mai mancare in una delle mie live, perché purtroppo c'è sta poca facciamo la tecnologia è sempre stata avversa nei miei confronti. Voglio non vi preoccupate che ora vi saluto pure perché stasera come non mai, ecco qua Anthony Caleota Official Channel, sto invitando pure a te Anthony se mi stai ascoltando, quindi ora a momenti dovrebbero entrare. Allora, passo innanzitutto a salutare le case cadute che non mancano mai, ma stavolta voglio siete talmente assai che ma da credere, secondo me c'è onore come salutare tutto qua, ma dato che sfizio quando ne siete in coppa su foglie, ma veramente prima riuscivamo ad apparare a malapena un grattacielo caduto, ma qua addirittura si parla di un grattacielo e mezzo, quindi passo subito a salutare tutti quanti, a così aspettiamo che entrano Raffaele e Anthony. Allora, saluto Lorenzo Migliaccio dalla Svezia, ci tengo particolarmente perché veramente su figli e bucchini ci sta seguendo nella Svezia, quindi ci tengo particolarmente. Poi ci sta Margona Su, che si chiama così, non lo so come, Margona Su, Concetta De Vizio che già sa che la voglio salutare bella e buona, e lei lo sa perché sto dicendo così. Poi c'è sta Luigi Astrero Urbano, che saluto, e se volete tenere pure un canale di giochi che si chiama Anonymous, e quindi Luigi però scrivilo un po' per i commenti, perché è un nome troppo difficile. Poi ci sta Mario Cantone, Gianni e Gianluca che stanno nella live, voglio salutare. Salvatore Coppola, Domenico Cardone, Luca Tammaro, Angelo Mazzella, grande Casa Caruto che sta sempre a fa salutare, Raffaele Asprini, Marco Naso, Raffaele Verde, Simone Torraca, Achille Cerbone, Manu J. Muto, Matteo Strianese, Anni Pianese, Arianna Pepe, Gennaro Vicinanza, Antonio Pellegrino, Luigi Cozzolino, mi ha fatto pure Rim, Francesco Romano, Raffaele Reccia, insieme a Claudio ed Elisa Pizzorusso, Davide Merendino e Michele Centagni, frate, e ci hanno provato pure questi grattacieli casa Carutananz Ananz. Allora, intanto Raffaele Pazzo, ok, Raffaele ti ho invitato, se mi stai ascoltando, e niente, voglio, ecco, ora vado su YouTube a vedere chi ci sta collegato, ovviamente le case cadute che stanno collegate, eccole qua, le altre case cadute, andiamo a vedere chi ci sta, Eccolo, Forza Azzurri, sei il secondo commento questa volta, di solito sei sempre il primo, che stavolta sei il secondo, prima è Lorenzo Vigliacci che ho salutato. Buonasera, ci saluta a me, a Raffaele che non ci sta ancora, ma fra poco entrerà.
e niente, poi ci sta più Luigi Bosso, grande Luigi, che non so se ancora sta in Francia o no, Giuseppe Mastrogioco, buonasera Riccardo, e buonasera anche a Raffaele Pazzi e Antonio Caleota, che io ora per sicurezza rinvito, perché sa che la mamma di YouTube è una grande zoccola, ma mi piace proprio ripeterlo perché chi lo vede, perché se tu inviti qualcuno ha da sapere che a YouTube è come se la fa 4-5 volte perché non te lo vuole fare. Però aspetta, mo provo un'altra soluzione, gli mando di nuovo questo link a Raffaele e a Anthony, così magari riescono a collegarsi tramite la auto facetta così con Carmine Migliaccio e a Gicare da questa cosa mi riuscì. Quindi ci riprovo, anche se io l'ho fatta anche prima, però riprovo. Ci sta ancora. Scrivetemi su Facebook che purtroppo stasera oggi è serata molto, serata molto negativa. Ma scusate di mettere un caricabatterie
lo sfascimmo lo computer, poi ci dice ma parola, ma uno forza da incazzare, no? Lo sfascimmo lo portatile e si è scaricata la batteria. E non ci mancava soltanto il problema che non riesco a collegarmi con Raffaele Paz e Anthony Galeota, che non riesco a inviare, ma è caduto pure, si è scaricato pure a sfascimmo la batteria del portatile, però credo di essere di nuovo in linea, a meno che non sto parlando solo con meno strunzo, però lo verifico immediatamente su Facebook, dove mi sto andando appunto a collegare in questo momento, perché quando le cose iniziano col piede sbagliato, purtroppo è difficile riprendersi. Allora, io spero che sono allora, facendo cortesi, qualcuno di voi mi scrivesse a Facebook se mi sta vedendo, se si è ripristinata la linea, che così mi sembra di essere successo. Cioè, penso che sto parlando con voi, credo. Solo che mi voglio accertare un attimino. Vabbè, intanto dico che è successo, che ne è successo niente. Vabbè, è caduta la live, ma cadono le case, figuriamoci se non possono cadere le live. E allora, niente, mi vado a collegare un'altra volta su YouTube perché accanto a Facebook mi sta cagando proprio, ma non lo so, quindi se sono in linea o no. Intanto telefonino, computer, sta capendo niente, però mi arriva mai il messaggio quello là che serve a me. Si vede, ok, manda questa cosa grande, manda Andrew, ti ringrazio, che saluto e colgo l'occasione per salutare, abbiamo sempre visto fonato, fone a Maron, niente, ecco qua, sì, ok, Marco Lollare, ti vediamo a posto, Valentina Catanzaro, grandissimo, sono contento, anzi, a Giciata devo spendere una parola buona per YouTube, che ha già mo' studiato computer, no? Se mo' ha già fatto auto, cioè devo ripristinare, cioè non ripristinare, ha già scritto auto all'evento, ha già scritto è un bordello, va a finire qualcuno secondo me si va a fare la partita da Roma, ecco. E invece no, a Gicata c'era un tasto qua, riprendi Hangout in diretta, una cosa nuova che sinceramente non era quasi mai capitata. Di solito io fanno auto all'evento, sono burdelle che vabbè, comunque voglio già capito, a sta fase vero tutto a posto, mi stanno arrivando 500 messaggi di questa cosa, già capito, voglio che ci sono, ok, no, niente, mo, sì, però mi continuate a scrivere con Facebook, non so cazzo e premere il bottone per riuscire a avere i commenti che ci sta che ci stanno su YouTube. Allora, aspetta un attimo, aggetto un attimo lì, tanto si facciamo da magna, perché lo sento di fare tic mustuto proprio perché mi sta in man. Allora, eccolo qua, spegni, mucca, chi destra morte e l'ha massutata, eccolo qua. Allora, voglio, scusatemi questo inconveniente veramente che purtroppo può capitare. Non capita da parecchio, dice non capitava da parecchio questo fatto tecnico a noi. C'è sempre un momento artigiano che riuscivamo a fare le live grazie a Maron, però purtroppo non c'è Mattigian. Eccolo qua. Allora, sono ritornato, sono andato con coppa YouTube, ecco qua, vedo i commenti, e poi va a chiappare. Eccoli qua, ancora non si sono caricati. Niente, non ci stanno i commenti, qualcosa mi dice vicino a me, eccolo qua, ci siamo a posto, ci stai a posto, sono contento, sono contento, sono meno contento di non vedere purtroppo nella diretta a Raffaele Pazzi e Anthony Galeotto, che riprovo ad invitare, perché sennò mi pare veramente che ha fatto tutto questo budello dove ho annunciato questa presenza di Raffaele e Anthony, e poi belle buone non ci stanno. Allora Raffaele, io vi sto invitando un'altra volta all'invito, eccolo qua, Raffaele Pazzi ha fatto pure un rumore, non so se l'hai sentito, e ora acchiappa pure Anthony Galeota di nuovo. Io sono un po' abituato a fare questa storia, sto dicendo a voi, ognuno sapete già perché avete seguito tante live quando facevo con Piette pure le cose e che dovevo inviargli tante volte questo invito, però forse Raffaele e Anthony sicuramente non lo sanno, sono abituato a invitare tante volte, invito 3 volte per ne pigliare uno. Allora Anthony non c'è un po' di schifo fa live con più persone, ma non per cocco, perché proprio non ci riesco, personalmente è una cosa che non ci riesco e va con frega, perché va accuso. Allora, Anthony per esempio, in questo momento, ecco qua con l'H si scrive Anthony Galeota, in questo momento, eccolo qua, Anthony Galeota, eccolo qua. Quindi ti invito un'altra volta pure a te. Ecco qua, questo è il secondo invito che faccio, e speriamo a Maron che ci riusciamo. Allora, il telefono mi squilla nonostante sia spento, forse perché nervo è muto ancora, ok, ecco qua. Allora ci siamo, possiamo continuare, grazie a Maron, abbiamo perso un quarto d'ora, poi. Passiamo subito a Federico Stellini, ma Angelo Mazzella, Achille Cerbone, ma non l'avevi spento, infatti il cellulare l'avevi studiato, però l'hai studiato prima, ok, quindi è veramente, non so,
Allora, grande Milo, Tony, Fabrizio, come cazzo lo spiega? Hai ragione Tony, però, che bravo, sì, hai ragione, se vuoi spiegare questa cosa, allora ti vengo a leggere su Facebook, allora, ecco qua, Tony, ti cerco Tony che mi spiega come invitare gli amici caduti, gli amici caduti in live. Allora, intanto leggo un messaggio di Valentina Nunneri che ringrazio, che dice tutto a posto, ti vediamo purtroppo. So che non è un bello spettacolo, anzi io vi premetto che mi mangiate pure il friariello, quindi può darsi che ecco, il friariello indurente, quindi non che tenga rienda verde oppure cioè, ma è perché vi premetto questa cosa, metto le mani avanti e proseguo. Allora, saluto pure Sara Desio che sta collegato. Comunque stanno uscendo messaggi, non riesco a trovare il messaggio di Tony Milo Caiazzo, che vorrei che me lo spiegasse all'Anemeides che coppa YouTube, che riesco più a leggere personalmente. Quindi spiegamelo su YouTube. Allora, Fabri prova a rimandarmi il link. Anthony Carotta dice comunque secondo me questa puntata io sarà tutta su questo fatto di riuscire a collegarci con Anthony Caleota e Raffaele Pazzo. Oramai è andata così, io ci provo di nuovo, invio questo link, quello là che sta su lì, volessi fare una telecamera in coppa al computer perché ho imparato link e contro link, eccolo qua, lo riprendo, da che la festa mamma di YouTube, voglio perché purtroppo parte tutto dalla festa della mamma di YouTube, eccolo qua, Anthony, eccolo qua, ora rimandarmi il link, eccolo qua, Anthony, te lo invio. Nel caso, Anthony, mandacelo pure a Raffaele stu link perché io non riesco a trovare come sono arrivato 200 messaggi, eccolo qua. Allora, ora ci da pure a Tony, casomai scrivi perché ti ho trovato, Tony Milo Caiazzo, Fabrizio Mica Chris, lo mandi chat ti spiego come fare, sta un link anche, sì, ma Tony l'ha già fatto, comunque c'ero arrivato anche io a fare questa cosa, quindi non ti preoccupare, ma spera solo in da Maronna, mo. Ora ci dobbiamo solo affidare alla Madonna di Pompei. Allora, tengo 500 pagine a puta, veramente sto capendo stasera, veramente una gestione proprio, eccola qua. Allora, oggi a aprire sta Sabatino 20 miglia, ma giustamente cambiamo argomento totalmente, vado fino a fatti Piettipulo perché l'ho nominato e quindi giustamente ti sei chiesto perché no, Piettipulo è vivo, io dico ogni live, ogni lunedì vi dico sempre che è vivo perché è vivo, solo che sta in un periodo un po' incasinato e quindi non riusciamo a fare un cazzo insieme, comunque lui è vivo e vi saluta e mi fa piacere ogni tanto l'ho nominato perché voi ricordate e mi fa piacere. Poi sta pure Virgilia, stasera, grande Virgilia d'Avellino. Ciao Fabri, finalmente ci sono anch'io. Come sono dimenticato di ti voglio bene? Ma pure Virgilia, ti voglio bene e mi sei mancata tanto perché tu ci sei sempre stato in dei live nelle prime e quindi veramente mi è un piacere immenso. Allora vado indietro a leggere i commenti che mi sono perso, perché veramente stasera sta andando tutto molto un po' così, quindi oggi sono andato veramente un po' nei commenti e voglio recuperare. Dodo imparato, visto un uomo nuovo, piglia manca chiave con non sapere niente, vabbè, ma addirittura pure mi dai, vogliamo il recupero, Alessio Enigma, ma lo facevano un buono 4 ore di recupero, ma va a dire la verità, se si riescono a collegare Anthony e Raffaele Paz, ci stiamo anche più del dovuto, che poi siamo tre noi e quindi ci facciamo una live un po' più duratura, se vi fa piacere, sentire da qua. E quindi non vi preoccupate. Allora, andiamo avanti. Gianni Omega, buonasera, ti saluto anche io Gianni. Daniele Mette, che pure buonasera, eccomi Daniele che mi ha scritto ieri a Facebook, mi ricordo, Stefano Caputo pure, e vabbè. Cioè, caga mio cazzo, giustamente, dice, te lo devo imparare a invitare la gente. Ma io, cioè, allora, innanzi capito, ma che sangrama, chi non è che sui cazzi di YouTube, no? Allora, no, immagino a leggere, mi devo andare a leggere come si invita la gente in coppa a su cazzi cose. Ma secondo me in due allora, voglio sapere una cosa, qui si apre una parete. Tutti quelli cazzi che io voglio sapere in coppa a sta tecnologia e merda, no? Perché allora io scrivo su Google e insomma i cazzi trovai posto che paga trovare ma tu dici a Bocello che no ma chi lo vede allora risacci che uno quando si parla no che i compagni dice ma tu scrivi un po' a Google che oramai Google è diventata a Maronni Pompei no nel senso che Google ti dà tutte le risposte ma non ne ho tranne a me però quando voglio sapere quelli cazzo no, si vede sempre mo provare a scrivere come invitare la gente YouTube a me mi dice tutta una tuazza, non lo so, a me può essere a voi mi dice cose come sta, a me no, perché a me mi dai sempre un Google, ma da fare sempre a fare una ricerca mondiale, che io e boh, no,
mi metto a cercare un cazzo in coppa a Google e ne trovo nada. E poi mi scordo quello che stavo tu anni. E bello poi mi trovo, bello e buono a leggere la storia dei vichinghi che hanno conquistato la Norvegia. E dico, ma che fascino me ne fotto a me sti vichinghi? Ma non per 3 ore ma c'è la storia dei vichinghi. Perché bello e buono, stu cazzo di Google, ti fai indana tu cazzo. A me mi capita spesso sto qua. Allora mi fa incazzare. Ma fa vita a gente, ma non è facile, non passa Google a trovare risposte. Vabbè, comunque, Cina lungo. Cielo se non riesci lì mano, ma io non voglio lo amare perché figure me. Cioè, oggi io non lo so. E oggi piace la città Raffaele Anthony che l'invitavo, guarda, ma io riprovo di nuovo perché non ci voglio, non mi voglio arrendere su Tuost, su Capatosto e li rinvito e allora riprovo, guarda, riprovo Raffaele Pazzo, nata volta. E io perciò sto fatti film live insieme alle persone. Purtroppo è una cosa che io proprio non ci riesci, sono negate e quindi le faccio da solo. Allora, Raffaele Pazzi invitato per la terza volta, mo provo una da Anthony e a me mi dispiace assai, voglio, ma quando uno è negato è una casa caduta come me, ha dei limiti che deve accettare e non può, nasce santo bus. Allora, vabbè, finita questa live faccio solamente parole. Vabbè, oh. Alessio Enigma, hai fatto all'inizio una figura di casa cauto perché hai detto Raffaele Pazzi ci segue su Facebook, addirittura non è questa cosa, non mi mettere parole in bocca. Allora, Gianni Omega, raccontaci qualche episodio caduto dei tuoi quando facevi l'animatore. Ma sai che raga, mo sono tutto distratto perché in coppa su fatto mi sto spostando perché sto pensando che mi stanno aspettando Raffaele Pazzi e Anthony Galeote e in so cazzo l'invitato. Allora sono un po' intasato, no? Perché giustamente non mi voglio mettere a rapire parentesi mie se non riesco a fare questa cosa qua. E mo che prendo a Facebook si stanno dicendo qualcosa Raffaele Pazzi. Raffaele Pazzi e Anthony ma staranno a buffare le parole. Voglio, ma che non vi riesco a invitare. Non vi riesco. Raffaele, dove mi arriva l'invito che succede così tutto a posto, io sono entrato anche su Google e ti ho aggiunto alle cerchie. Hai capito, Raffaele? Poi ti invito anche, ti mando anche questo link, voglio, ma era perché non so cosa fare, perché ci facciamo da randello. Kite, Valentina non mi fa scrivere su YouTube, stanno troppi messaggi, comunque vabbè, la prossima volta invito diretta a casa tua, ma seria, a sta gente in coppa YouTube, né cosa, non si allanisce, è vero, oggi è vero, la prossima volta a casa mia frate a fare live, perché qua veramente sono cose assurde. Vabbè, comunque io io più di questo non so che fare, veramente mannaggia che la bucchina stanno chi fa in diretta così bello 4-5 loro invece a me niente. Vabbè, andiamo avanti con i commenti, non ci perdiamo oggi, non ci perdiamo. Andiamo avanti con i commenti. Allora, Roberto Carlino sta pure stasera veramente l'account che si chiama Roberto Carlino che dice io di casa d'Ocola non ne ho mai avute, mai ne avrò, di case cadute ne ho quante ne vuoi. Una canzone potrebbe essere l'inizio di una canzone. Allora, sono poco distratto, sono poco distrattissimo stasera perché sto veramente nervoso di questa cosa. Mi dispiace perché non già giocato, che Anthony voleva fare una live sua, però hai dopo facciamola insieme e quindi su sondagliando pure la live a Is che la voleva fare e quindi c'è sempre. Vabbè. Raffaele Morissait, aspetta, mi stai mandando la diretta, non l'invito. Fermati un attimo, ascoltami. Mo ti mando un video, anzi, addirittura mo mandano un video, mo mi posso mai mettere a vedere un video mentre sto facendo la diretta, per come si fa? Giusto, mi puoi mandare un tutorial di questa cosa qua. Comunque se la prima e l'ultima volta mi dici niente, ma io la live faccio, fa solo lì con me un Gesù Cristo, solo perché sennò veramente non si riesce a fare questa cosa. Aspetta, intanto questo video Valentina Nunne dice tu odi YouTube io peggio ma io schifo proprio ma da credere a me io sempre schifo ma ha sempre fatto problema a me coppie i video coppie i caricamenti coppie sfascini in miniature mette la fotografia coppie vabbè, sapete le mie avventure disastrose con YouTube sono abbastanza conosciute vabbè, comunque sto aspettando su video Raffaele nel frattempo continuiamo a leggere i messaggi e a bestemmiare allora ciao Cero, buonasera, mi saluti Franci Gigio, ti saluto. 53esima live, veramente 53esima live a 60 ho promesso un prosecco falso pazzuttato all'MD, però mancano ancora 7 live, ancora è presto. Milo Darko, ti sto spiegando a me solo Fabrizio, se tu non mi leggi, che cazzo ci posso fare? Ma Milo, frati, non è canto leggi, io non sto capendo manco cazzo, però oggi capite che mi hai detto tu? Di mandare il link quello là però mangio pure sfastriata verità perché già l'ho fatto e quindi mangio sfastriata poi poi vado avanti perché se no canso non si riesce a fare manco cazzo allora andiamo un po' indietro
Carmine Giagnuolo ha detto scusami Carmine, intanto penso che la prima volta che arrivi alla live non è sempre così, ti voglio dire che non è sempre così, la live di solito è un po' più tranquilla senza tutte queste cose. Addirittura Davide, cioè su Carmine mi chiede che fa Roma stasera, io volevo dire una cosa a te, mo Carmine Giagnuolo, no? Ma tu dici no che hai messo un alla nenna loro vicino a stu cazzo YouTube, ecco, ma io che cazzo ne sai che sta facendo a Roma, ecco, ma io non lo so, cioè, ma tu ti colleghi, non ti mai collegato, non ti mai fatto una live, un coppa 53 live, poi vieni a chiedere a me che sta facendo a Roma, ma che cazzo me lo fotte a me, ma poi chi cazzo sta facendo a Roma, sto facendo una live, mi sto usando mano e poi, aveva da aprire a Roma, apri in coppa televideo, diretta.it, ma io non lo so, ma che buone, uno stasera, un guaglione che a me devo come si chiama Achille, ha domandato, tipo, ma scritto prima, come si, belle buone, voglio vedere nuovo, ma ha scritto a Facebook, fa prima, scusa, ma da piscina là fuori tutta, ma come si va? Come mai che cazzo ne so? Ma roba, ci capito che si sa che ero fuori rotto, no? All'inizio non so fatto, ma che cazzo ne sai, ma mi piace per l'ANM, mi piace per il Porti Pullman che stava stico. E poi la roba ci capito che io sono che ero di fuori grotto e quindi comunque sono di piano e quindi non lo sapevo. Vabbè, comunque detto questo, Rafael, forse mi ha mandato un video, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Ah, Raffaele mi ha mandato voi, ha scritto proprio un video che guardo, speriamo che riesco a guardare che il computer me lo fa vedere, dove più o meno mi spiegherà le cose, come si fanno, credo. Allora, aspetto che parte il video, si sente? No, non parte nemmeno. Ah, eh. Ah, A me mi vanno sul link da Scalopoli, su Kai, mica manco cazzo, Raffaele. Ah, ecco. Ah, ok, ok, ma mi ha mandato un messaggio a Fede che forse è propizio, nel senso che è un messaggio che mi farà capire la cosa, ma non lo so, penso sicuro che a Raffaele c'è una schermata. Allora, intanto arrivano chiamate su Facebook, non si sta capendo niente stasera. Allora, tengono un link qua. Allora, sta squillando su queste chiamate di Facebook da chiunque, no? Chiunque mi sta chiamando qua a Facebook, no? Da che la bucchi di mamma te voglio dire, no? Che fai, stai facendo zama? Ah, state parlando anche da tuo lato perché sicuramente starete divertendo di queste, però purtroppo voglio, ah, chi mi stai chiamando, come stanno chiamando? Davide della Noce, da bucchini mamma, Davide, scusami proprio questa mia cosa, però che ci fai, ci so, che cazzo mi chiama a fa, a rovescio, allora vai, chiuso questa cosa, Raffaele, allora, intanto teniamo 60 spettatori, perché secondo me sono cazzando, sta facendo audience, ma io non mi volessi incazzare. 62 spettatori, e manco in tempi di pace. Allora, mo, questo link qua, no? Ma dire Raffaele, facevo primavera a venire a casa mia, mi si pigliava la macchina da casa tua, tu Anthony. Allora, Raffaele, io ci pigliate questo link, vediamo se è questo. Vediamo se è questo. Veramente voglio snack una idea. Allora, Raffaele, eccolo qua. Raffaele, ce la fai, Raffaele, ma che già fa? Chi l'ha davanti? E tu dovresti fare su computer che tengo, su computer di mamma. Allora, Raffaele, ci mandato su link, spero che sia questo, ma credo, si tratti in live, paga appena a Pompei, perché veramente già la faccio più, ma credo. Spero che sia questo il link, Raffaele, me lo auguro, te l'ha mandato, spero in una tua visualizzazione, in una tua entrata visualizzato, intanto ha visualizzato Raffaele, speriamo che entra. Mannaggia, Lubucchino Reala. Allora, perché Rafa, tu mi hai fatto per lui, ma non ci capita l'Olimpiade che la a un logo e fa mocca chi ne abbiamo fatto. non era con me, no? Ma il tuo bordello te va a mannare il link che stava qua, cioè che stava in coppa. Invece mi stiamo mandando quello là degli spettatori. No, io ti stavo mandando il link che sta qua sotto, che io la da voce, ci mando pure a camminare migliaccio, e mi è riuscito. Eh, La festa la mamma YouTube, ma sta in la mano su pazzi di YouTube a me. purtroppo siamo imparati. Oh, ne metti già mezz'ora. Ma invitiamo pure a Anthony però. La giornata già. Ah, meno male, ma sto zaman, poi mi ha cominciato a chiamare un morto, un po' ha chiamato di Facebook che mi ha fatto un zaman. Hai già visto? Allora, mi chiede Davide della Noce, ma da già mangià, Allora, da già mangià. il papà non c'ha caduto.
se una noce caduta, allora mi hai fatto insomma tra telefonino, computer H, computer là. Ah, boh, comunque ci abbiamo fatti, sono contento, veramente sono felice. Come hanno fatto i spettatori tutto sul bordello? Perché poi belle buone, 40, secondo me mi sono incazzato, qualcuno ha detto in aprile a sostenuto che si incazza, hanno fatto più spettatori. Oh, è che sto Rocco Siffredi teneva mutande, che parli solo dei famosi, nessuno la caga. No, ma poi se Rocco si prenderia la mutante penso che si non avrei tutto, vabbè no, io perché poi di solito sono tutti ragazzi che si vedono a live, quindi il film non è prima, a meno che, vabbè, no, ci stanno, non è che non ci stanno i film. Raffa, allora, finalmente, comunque a mi recupera mezz'ora, Raffa. Tutto a posto. No, io stavo seguendo, però stavo cercando di capire come fare per entrare nella live. Però il link principale lo tieni tu. Quindi se tu non ci mandavi il link là, non potevo fare niente. L'ha già capito, mannaggia, però ancora seriamente non mi riesco a spiegare come l'altra volta quel link che ti ho inviato a te e a Anthony, quello là che sta sotto a Russani Spettatore, io ce l'ho inviato a Carmine a roba 3 ore, però poi si è trasuto. No, non lo so. Io che ho fatto per capire come dovevi fare, ho fatto io l'evento live e ci mi sta stevo link che ti mi da manda tu a me. Ma mi stai chiamando su Davide la luce, alla fine la casa o è un magno, aspetta però, non so se sei. Ah no, hanno finito di chiamare. Sti cazzi chiamati in coppa su Google, hanno visto che caga mio cazzo, caga mio cazzo, la mia chiesa ha detto, ma cago cazzo. Chi là così si chiama, caga mio cazzo. Si chiama proprio così. Oh grafe, mi ha scusato, veramente un disguido No, questa ma sera. vanno male, anzi ti ringrazio per l'invito. No, ma anzi, ma io, cioè, mi dispiace, che ci faccio, mi hai fatto aspettare mezz'ora, veramente sono mortificati, eh. No, no, vanno male. È sempre un piacere. Sei un grande, Rafe, si bella. Siamo fan reciproci. Sì, sì, no, vabbè, sì, questo sì. A parte mi hai fatto morire la giorno che hai fatto il rap, non può fatto la maglietta, lo stile, come si chiama lo stile? Ah, ancora ci capi il colore è così, so? Da mangia ci capito, avevo mangi proprio interessato perché mi ha fatto un male cavolo, ci faccio i miei vestiti. Ma poi veramente, io personalmente ho veramente i botorev gialle e oro e poi i botorev blu, ecco, la città, ma chi se sono super tenna capo. Non lo so, poi ci stanno pezzi a capo tutti quanti, la città, non ne fatto un personale. No, io la stranezza è che io l'ho sempre visto lo stesso colore, ma secondo me Luffy e Bucchino, lo stilista che l'ha fatto, sai come ha variato quando ha saputo questa cosa? Ma serio, ma io non sapevo manchi, oppure è tutta una tecnica di pubblicità che ci ha fatto per parlare di questo vestito, perché bello buono Secondo andrà me, di moda. Cock Scema se l'ha avuto accattare pure per si faceva l'effetto in gol, secondo me. Può essere qualche scemo, qualche sì, sì, può essere, qualche guaglione occhio così. Comunque secondo me che il vestito mo sarà scassando nuovamente, venduto in tutto il mondo, starà buscando soldi, cavolo, non so, ho questa idea. Sì, sì, sì. È pure un culo che lo vestito. Sì, questo pure sì. Raffaele, allora tu sai, no? Vabbè, magari saluto da tutti quanti, ti saluta la miezza. Tu sai, no, in del live, non so se hai mai visto il live mio, comunque, diciamo, Oh. noi stiamo e facciamo sempre che commenti. Eh? Sì, 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 le seguo le tue dirette, Fra. No, Pattricia che diretta mi sono tutti quanti che noi stiamo sempre a vedere i commenti, no? Stiamo sempre a leggere i commenti perché tutto c'è chi ci sta avendo è proprio parte integrante, no? Della live. Cioè, noi siamo Sono loro che fanno la live. bravissimi, quindi ti invito a leggere, ma tu leggi i commenti, no? E io aspetta, no, perché ci fatto un casini, perché sono uscito a coppa YouTube e sono stato un coppa Google. Ah, quindi ne leggi, ah, poi leggi, senza problemi. Però mi stai chiedendo, ma Anthony che fine ha fatto? E ci Veramente ha hanno fatto... mandato un link. Ci manda dato tu link. Eh. Eh. Ah, boh, intanto Achille Ceponici, Davide Della Noce, sai, il nuovo bestemmiatore di Cerrone. Sì, oramai Davide Della Noce ha fatto poche pubblicità a Davide Della Noce. Poi giù. No, Ma poi già, leggo, giunge a scrivere a Davide se lui è morto. non ci capite? La gente poi giunge e fa, oh, c'è Davide, il che è morto. Bravo, però Davide, perdonami, ma stai un attimo in un momento di incazzamento, all'omaggio piato con te, ma non avrei voluto, però mi chiama in un momento veramente di grande nervosismo. Adesso mi E, hai fatto, c'è visto pure tu. bravo, poi della noce, cosa mi hai fatto pensare, oh, vabbè, comunque, il noce, cose, il rumore di noce, fastidiose, no? Appunto. Dicevo nonno mia, no, ci non so che fare rumore. Già secco, No, però è buono suono. no, è vero, un po' è vero, un po' è vero. Allora, voglio leggere qualche commento, appunto. No, Salvatore Romano, che è una casa Carute, non so se lo conosci, forse lo conosci pure,
ma vedono poco a si caso caruto non solo non mi salutano, ma non è nemmeno rispettato l'accordo ceduto a Giacagnà youtuber. Ah, perché giustamente Salvatore Romano ha detto, se una live la chiami Salvatore Romano, ti regala una spesa all'MD. Ma hit, no? Però per la città boh, ma Salvatore frate, a parte che sta mia Raffaele, quindi deve decidere anche Raffaele, quindi poi ci siamo sentiti, vabbè. Ma poi mi faccio corrompere così, poi sono motivo nell'MD, cioè sono socio, perché poi mi faccio fare corrompere per una spesa, no? Mi sembra... Infatti. Non so, Raffaele, se tiene qualche offerta per Salvatore, non so, ce la fai, poi... No, a livello di elettrodomestici, come parla iPhone, PlayStation, Xbox, prezzi stracciati, quando no. Roba pesante, vai un po' più pesante allora praticamente. Infatti devi parlare lucente per assaggi in coppa. Vabbè, quindi Salvatore Romano Raffaele ti ha dato questo messaggio che troppo Raffaele fa Servono iPhone, Samsung, PlayStation e Xbox, contattatemi in privato, prezzi stracciati, merce nuova, pubblicità occulta. la differenza fra me e Raffaele Pazzi, io ci con una cioccolata e una casata col mi fai quasi contento, invece tu vai un po' più pesante, ma fai bene, fai bene. Allora, Fabri, sono arrivato a leggere i commenti anche tu, anche io. Ah. Allora, i Catanap, ciao, voglio un beso dalla Spagna, chi sta andando, eh? Grande Nando. Fabri, si una casa caruta la uscita prima. Lo so. MD Discount, abbiamo comprato i diritti di YouTube, per questo ci sono stati dei problemi. Questo si chiama, ha scritto proprio MD diciamo l'account, si chiama proprio così. Questo l'ha fatto apposta per te. Guarda, mi faccio di casa a stanzetta, tengo una stanzetta caruta, però mi sono un po' a posto, sanno loro parecchie cose. Intanto siamo a 72 spettatori. Bello, bello, sono contento, Caffè, ma stai, no, infatti che se tu volevi chiedere, ci sta stanzetta in disordine, no, è piccicato qualcuno, va tutto a frate, non lo so, ti litigi in famiglia, No, tengo una sola 5 stelle per la buschi, cioè tranquillo. Stava tutto prima e quindi per districarti hai fatto tutto sto scuncigli in sta stanza, scuncicata la stanza, vabbè. Volevi ribellare? Sì, notizie di Anthony, niente. Dice che si carica ma non riesce ad entrare, avrà lì problemi col suo computer o di linea, non lo so. Eh sì, perché se si trasmette tu con questo metodo, io penso che... No, il link è quello, è lui, è un problema che ha lui stavolta. Ma vabbè, comunque Raffaele, leggi qualche comment senza... Vai tranquillo. Un attimo che sto condividendo il link sui miei profili e le pagine su Capennonier. No, si grossi, i miei profili, le mie pagine, che ci fai scimitare, Raffaele? Quando... Ma tengo 3 profili, tengo la pagina. Oh, mi tengo uno su, no, di botte ci pensi, me ne fa nata, però no. Non quasi. Sì. Vabbè, intanto hanno fatto i complimenti a Rafa Aware su Capilli, infatti è molto bello, lo stavo guardando, mi piace, è nero e blu, Rafa? Questo è nero, è nero. È nero, perché mo andavo da solo vestito, no, io veramente non riesco a vedere. Io sono un amante di capelli, tengo una vasta esposizione qua, Aspetta, Sì. ti faccio dare un occhio. I capelli una volta mi metteva Rafa quando ero più piccolino, poi oggi penso proprio che la cosa dei capelli, che sono molto comodi. Oggi penso proprio che la cosa dei capelli. No, ma penso pure i capelli ovviamente, no? Questa è una cosa che vedo che tra me e te veramente appariamo 4 capelli, però... Non diciamo, il discorso è che un cappello è comodo perché tu dici, ma quando ti fa significa i capelli, dici, dai, metti il cappello capo a posto. Ah, si facesse, non ne teniva, Ah, boh, io ancora 4 si le tengo, tu porto curto, allora attenzione. Vai giù! È asciutto. Mi sono dovuto collegare col cellulare, il computer è morto. Samma che cazzo allora Endo, ogni modo di cura a te che sei arrivati in ritardo, iPhone, Samsung, prezzi buoni. Ah, ok, va bene. Ma guarda, sto dicendo fatti i capelli, ho visto qui l'anno, sistemato, su Carafelo Pazzi, su Kai One Piece, Pago Diamante, i Cagheretti, chi su Kai. Stai facendo proprio un negozio. Sì, ma sento una voce di ritorno. Ecco qua, non risolto, vai io. Che No, niente, ma stiamo in mano.
mi stai mezza mano. Comunque, buonasera a tutti, ciao Rafè, ciao Fabri. Grande Anthony. Comunque, mi fate schiattare il resato stasera, cioè, mi hanno andato a fanculo più. Dai, c'è più, mi stai mezza mano, c'è la gitta. Ma mi sentite bene, mi vedete bene? Sto col cellulare, capì? Kite. La fede è un po' bloccata, io ti vedo. No, io pure mi vedo fluido. Fluido, bello, mi piace fluido. Mi vedo fluido. Sì, ma mi sbaglio. Sono un po' più abbronzati voi, a occhio. In modo dalla sono proprio pallido. Sto pallido. Ma che fai? Che le metti anche quell'altro. Bravo. E mettiamo il lampo. Oh, ma sai, a parte che sto pazzando, e mettiamo i viaggi, ma guardate lo studio, ma fa Facebook, amici viaggi. Oh, vero? Te lo giuro, devo condividere con cose i viaggi che mi pure belli viaggi, Ibiza, Maiosta. Ah, faccia, buono. Fatto bene. Però sempre stessi prezzi, però. Stiamo aspettando uno sparagno, no? Invece stessi prezzi. Ah, boh, si vede che tiene qualche ticket per l'MD all'estero, che ne sacci? Ma non lo so, ma posso fatto che sono andato a viaggi, non l'ho capito questa mossa dell'MD. Infatti, è con mio papà che vuole vendere i popcorn, cioè è una cosa un po' insolita. Allora, come? Gianluca Napoli tiene più KPL Roniro. Forza Frata. Vabbè, quando vuoi questi KPL? Dovessi capitare, va. Vabbè, mi fai il live freestyle del vestito? Non te lo posso fare perché era freestyle, mo ricordo a memoria. Oh, Rafa, te l'avessi chiesto lui su freestyle che mi piaceva. Poi c'è Patrizia Fedele che ci saluti. Un saluto a Elisabetta Boccarusso che tra ieri e oggi mi ha messo con queste 1000 mi piace. Sta bene. Maggio 6.000, non vi parlo 6.000. Boccarossa. Boccarusso. Ah, Boccarusso. Ah, pure io ho capito Boccarossa. No, perché c'è sta una pubblicità che si chiama Boccarossa, Bocca Larga, mi ricordo. Sacci che pubblicità del sono esperto di pubblicità. Achille Cerbone, ti sento male, Endoli, già sai come vita, Achille. Come se mi sa serata qua. Dai, già sai che ci siamo riusciti a collegare. Che hit? Achille è vivo. Sì. Achille non si capisce niente. Ma Achille una volta mi contattava. Achille una volta mi contattava. Comunque sto riavviando computer, basta. Nel frattempo, così. Un saluto. No, non lo so, però se riesco... Lia Correale che ci segue dai tribunali. Ha giocato solo ai tribunali. Un saluto a Lia Correale che ci segue dai tribunali. Me ne sta facendo una diretta e patturato Nuova San Giorgio. Rafè, farò col center la Vodafone, Rafè. Ma tu stanno pure telefonando in diretta. Ah, sta bene. Comunque aspetta. Rafè. Salve, buongiorno. Dici. C'è sta Milo D'Arco che a stamattina sta dicendo che tu lo conosci, le aggiungi perché ha fatto un provino in un film Il Professore. E come? Cosa vedi? Non sei. Hai sentito? No, Raffaele non t'ha cagato proprio, Fabri. Oh, Raffaele, ma che... la diretta su YouTube, però oggi voglio chiamare anonime, mi sto invippando perché cioè, non so se faccio una diretta e sto invippando, mi sto cagando sotto e che so sapere se riesco a capire chi è. Ah, bello, queste perle di saggezza, mi piace. Vabbè, ma io devo fare il docesse, ma qual è il problema? Qua possiamo fare tutto. Ma seria, ma fa tutte e tre, portato portatelo in coppo cesso, Fabri, chiamala. Già cagato, vi dico proprio la verità, ma serio, ha cagato prima di fare live, perché si provoca... Un premestro. Voglio un saluto a Ilaria Mennillo, la Gigi Camato. Lo dico. Voglio, io vado un attimo in bagno perché sto all'estremo, tengo un ir che si sta facendo un baccone. Ah. No, sono esperienze che ti formano comunque. E ne salutiamo Peppe Esposito. Pure. Oh, secondo me è napolitano su Peppe Esposito. No, secondo me è di Milano. Voglio un attimo in docesso per seguire in docesso. Vai, fai. E tutti i
Zello veramente sto perplesso, che sta una diretta a cazzo e Raffaella fa un coppo cesso, o veramente stile di improvvisazione, è tutta una capata sta diretta di frate Macerrona. Stavo per carici frate Macerrona, se stai rime, Bravi, capì? Comunque, aspetta, mo provo ad entrare di nuovo dal portatile, così faccio una cosa più a cristiano, perché sto cicando così. Sto proprio cicando. La poi immagina mi sta bloccato, cesso proprio. Alla fine, ma cagato. No, si è proprio chiuso, capì? È caduto in due cessi. Ha fatto una cagata caduta. No, perché io vedo le immagini differite, veniva Raffaele e faceva così, ma ne è aiuto a cagare. Ma si vede le immagini differite, capito? No, ma mi immagino gli spettatori che sentono queste cose, è stupendo, cioè veramente. No, ma siamo abituati a stammare, cioè, quando faccio in diretta mi fa brutto, no? Però oggi capito che tu dici cose sporche e che la gente... Sì. No, ma non è perché stavolta è inevitabile, perché per esempio prima quando ne cazzo di collegare non si poteva, qualcosa doveva uscire da bocca, capito? Come ti fai? No, ti capisci che mi hai fatto... Comunque allora saluto Angelo Mazzella che ha detto Anthony mi saluti please, che questo è un please detto in slavo, secondo me. Ma comunque, ciao Angelo Mazzella. Ora retta che la salutato 500 volte pure, ti fa salutare a te se ah, boh. Comunque io saluto perché giustamente mi ha contattato. Poi Gaetano Morales. Olè. Ciao bros. Saluto Angel Rose, non lo so. È Rose comunque, capito? È un incrocio tra bianco e russo. Poi saluto, aspetta un secondo, Elisa Perez e Morena Espo. Poi se mi dimentico qualcuno, abuffatemi chi è morto. Siete liberi di farlo. Ma se... in tuo bagno c'ho mezz'ora, a me. No, già devo unire a faccia tu bancone, classico, già stanno a pace. Purtroppo... Hai capito? Ne fai uno solo, io ne faccio lui 3, 4, lo so. Ma io faccio un sabato due. Ah, frate, ma... La brindisi. Ma così a me, dai un attimo. Vengo porto, dai. Allora, aspettate, muove i trasinati autoportatili, Comunque se arriviamo ci aiuto proprio in capo a Raffaele, Perché? No, ma non si può. Aspetta. Come si esce? Caro, ma che ne voglio, ma che mi paura. Aspetta. Esci dal telefono. E studiare il telefono, perché sennò... Magari sta armato e prende un po'. Ma che stai passando? A posto, dacci disattivato. Ok, voglio sto qua, risolto. No, dacci disattivato l'account là. Mira mo, mi sento? Sì, e poi ti sento buono. Stai ancora connesso col cellulare, ti ho staccato io. Ah, ok, mo sto connesso normale con la diretta dal PC. Sì. Ma stai proprio una favola, ti vedo anche bene. Ok, assa fama non, ci hanno messo solo un'ora e mezzo. Vabbè, ci hanno messo un'ora. Mamma mia, ma come già il giorno prima, qua. Però, mo stiamo a posto, la fena cagato, quando stagione l'ha fatto, tutto si sta collegato. No, Fabri, oggi fa ancora con le scarpe. Vabbè. E Ferrero Rocher. Oh. E San Marzano. Io sono più avanzato. Raffaella ha cagato, ha fatto le scarpe, guarda me che ha fatto. Che hai fatto? Manchi tu. Ha fatto proprio da valigia. Ma dove vai di mano, strunzo? Vabbè, però ero preparato, no? E tu sei scarpe del volo, voglio. Guarda, le scarpe con le ali. Ma che fa così scarpe? Me l'hanno regalato vicino a Bacca assorbente. Ah, ecco. Ora si spiega. Lirica, la marca è Lirica. Antonio, dove vai con questa valigia? Parti veramente? Sì, vado in Spagna. 4 anni di Catanap. Vado a trovare a frate Menando. Veramente stai facendo? Aspetta, non sta andando precisamente. A Valladolid. Ah, Valladolid. Kate? A Baia Domizio. Vicino Nicola. Là ci capito. A Valladolid si legge e si scrive. Fabbrica, Reco Forcelli.
ci mai raccontato fatti quando stiamo camminando e ci ha detto ma strato per lì che l'hanno visto con la bicicletta? Vero? Pigliamo tangenziale, invece scia lì che le cose, a scelto ma po' sole, e ci mettiamo tutto per dentro, sai? Che le strade, mesi e terre e cose. Camminavamo sempre, ne arrivavamo là. Bella buona ci accostò a mano vecchio, in coppa a bicicletta. Bella buona che scagava fuori per si faccio così per lì. Chi lo sa, io la maglietta facevo il cane, La fede caccia. Ti fai una battuta così di caccia. C'è un problema, è un episodio. Che quando sfumato per che intendo, non hai capito? Agit, si tiene l'idea caccia, sì, sicuro, perché a roba si cagni devo invitare una volta, c'è un anno e mezzo. Siamo a Roma. Allora, Milo Dark Channel, con canne fa... con canne sa fattendoni. Sì, sempre. Una grande casa Caruti, ti ho detto aggiungimi su Facebook, abbiamo fatto il casting del professore al Però. Milo, ma pure se eravamo stati all'elementare insieme, non tengo spazio, non è un fatto quando voglio aggiungere, non tengo spazio, seguitemi, aggiungetemi in pagina, scrivetemi, vi rispondo, però purtroppo non posso aggiungere. Ma tu hai detto che tiene 3 profili, dici a te tutte e tre chi te? Ah, vabbè, allora avrà ragione. E ti fanno 4 profili. Sta facendo! E profili che? Anche profili che? E non posso aggiungere a nessuno! Fabri, qualche video in programma? Sì, Raffaele, stiamo facendo un video, ma non voglio mai che stiamo appiccicando mattina e sera perché mamma mia, un video la prossima volta mai più. Molto complicato, una storia abbastanza. Poi una strunzata, no? Poi quando video dici, è su tempo fa sta strunzata. Però stiamo ottenendo un po' più tempo, però comunque ce ne andiamo con calma, tanto chi ci corre la rete, non è che... Tu? Un video sempre stile tuo? Un po' più elaborato, un po' più elaborato, cioè no, un po' va come facevo il parodì, però non una canzone, cioè in una specie di cortometraggio, tra virgolette, ma Sì. comico. Fabri, su più lavorate però è una soddisfazione perché a fine lavoro rende di più. Ma da un punto di vista rende di più, ma dipende da cosa. Cioè, da un punto di sì, forse la soddisfazione sicuramente, sì, perché ti fai un video che ci mette 3 minuti e invece fai un video che ci mette 2 mesi, allora sì, la soddisfazione è più grande, però il bottom rompo un po' cazzo, vabbè, però sarà perché uno sta stanco, allora sa vero loro fornire perché rompo un po' cazzo. Guarda, sì, capita, per esempio, noi abbiamo lavorato a un progetto con una scuola, no? L'hai visto tu il cortometraggio che abbiamo fatto? Siamo stati 3 settimane a fare due cose, però Fabri, guarda, anche se non salirà di visualizzazioni su YouTube, perché comunque non attira il nostro pubblico, però è una cosa elaborata che rimarrà nel nostro curriculum della vita. Per me è una soddisfazione che riuscire a fare una cosa del genere, capito? No, questo è vero, ti dà un altro tipo di soddisfazione, una cosa che tu fai e ci metti un altro tipo di impegno, ti dà un altro tipo di soddisfazione, questo è vero. Fabri, scusa che ti interrompo, pensa che Raffaele, no, che fa video pure lui da tanti anni, no? Io quando l'ho conosciuto, io facevo video più così, grezzi, amatoriali. Quando ha scoperto che comunque fare video in HD è tutta un'altra cosa, Raffaele è diventato più fissato in me, perché capisci, te assai l'immagine, perché? Perché comunque rende di più, oh no, Raffaele? Sì, un saluto a Roberta Luciano che ci segue da Formia. Voglio una cosa importante, Peppe Esposito, e tu Anthony, dillo a tutti, e Paposce e Raffaele sono che più belli. Ma si stanno che scavaz? Lo so, è che io so, secondo me... no, stanno i cosi, i bikini di pizza. Voglio un saluto forte a un amicone, Marco Lollai, fratamo Marco Lollai. Grande Marco. Grandissimo Marco che gestisce la mia pagina e te una sfaccetta pazienza su Aiuno. Mamma mia. Ciao Marco. Grande Marco. No, comunque sì, no, avrei un po' più vai innanzi, più un po' di grip, no, perché sai, comunque passa il tempo, quindi fai sempre, uno comunque fa i video un sacco di tempo, allora più passa il tempo, più di grip alle fanno un po' più a così, no, ma è anche giusto. Più migliori, più migliori. Bravo. Più migliori, bravo. Più meglio, Più meglio. Aiù, se volete leggere qualche commento fate pure, perché state a casa vostra. Ok, a casa carutatori, ok. Allora magari tiene il pavo shribis, ma da oggi fai. No, siamo che le primo. Chi si sono sbagliato lì, tu i biz, casa mai sto che casa a pianuro, aiù. Vabbè, però siamo una vallata, cioè. Beh, però ya, lo facete pensare all'estate, oh. Ma questo è il mio primo viaggio invernale, sai?
Sono contento e anzi ti invidio perché è troppo bella, bella e buona, fanno viaggi durante l'inverno, pure 2 o 3 giorni, non lo so quando ci va, però è bello che No, stacchi. sto 8 giorni organizzato 20 giorni fa, quindi immagini. Ah, pazzo proprio. Bello, bello, ti diverti perché poi ti diverti. Sì, e canto pure, il 5 devo pure esibirmi in un bar, infatti sono proprio emozionato. Cioè, il mio piano all'estero, è un mostro. E fa pure un'esibizione. La già esibì là, è una capatissima per me, cioè, wow. Ha già parlato in spagnolo, secondo me ha già tradurre il canzone, non so. Che stai dicendo? Come fai poi? Scusa, se tu fai un rap napoletano. Vabbè, però oggi ho pensato, quando vengono gente dall'estero, comunque non è musica, quindi speriamo che almeno musicalmente possa piacere. Poi parole, io ho studiato lingue, lo so lo spagnolo, però giustamente a tradurre la canzone c'ho troppo tempo. Vabbè, ma poi per te quella cosa che comunque tu rima fai in dialetto, rima fai in italiano, quando vai a tradurre non ti trovi più con le rime. No, infatti, non un futuro potesse fare, però capire. Allora, Andrea Attanasio, voglio rimane un ritmo di Zut. A me sinceramente Medi Zut non fa più ridere perché è diventato troppo monotono. Io parlo per me, non so voi. No, vabbè, personalmente pure a me, però per esempio rimane muovere perché voglio vedere se c'è sta qualcosa di nuovo, capito? Bravo, esatto, pure io. Però domani non me lo posso vedere perché parto, quindi me lo vedrò. Milo Dark Channel, Fabri, guarda, shit 7 voto. Dillo che ci sto pure io nel prossimo video. Oggi nel prossimo video di Fabrizio Cerrone ci sarò anche Milo Dark Channel. Voglio con te, Achille ha scritto: nel momento del telefono di Anthony il PC il rumore pareva che stevano l'alieno. Sì. Ma prima vero, compa, hai fatto venire un fatto veramente che parevano gli alieni. Sai Infatti quando tra 70 spettatori siamo arrivati a 59. Il fatto rapiti, 13 spettatori rapiti dagli alieni. Scusate, voglio, purtroppo non è colpa mia. Ma qua leggo sempre gli stessi commenti, voglio, ma com'è? No, perché a volte, giustamente, essendo che salutiamo Jessica, siamo in diretta, salutiamo Jessica. Wow, comunque sa, ce ne proprio delle vulla, comunque peggio mi rafela a livello di live. Miriam Ferrigno, ogni tanto vi mando queste faccine con ste mani. Buonasera. Poi Miriam, grande Miriam, saluto Miriam, voglio. La voce conosci a Miriam, Anthony? Kate? Tu la conosci a Miriam? Sì, grandissima. Grandissima cantante, è stata pure a The Voice. Troppo brava, troppo brava, veramente. È stata a The Voice, tu sai Miriam? Sì. Pure Anthony, è stata a The Voice? A The Voice, però capivo. Ma non ero caso perché non valeva pena, vedi? Tu sì che vale queste cose. Luca scrive, vabbè, basta che ci metta una S e finale la voce S. Questa frase non mi è nuova. Bellissimo. No, io volevo fare tu sì che cares, volevo fare. Bello. Bello. Ci chiedono un freestyle qua. Ma io sono pronto, tengo pure mi sa fare poco cappuccio perché sapevo che si arrivava a questa cosa. Cappuccio, ora feci manca solo tu, vai. Ah, mi giro a piedi. Ok, chi attacca? Sapevo che invitando in live si sarebbe arrivato a questo scontro. Ok, come allora. Vai. Aspetta, fammi vai. Cominciamo sta diretta e Fabrizio poi aiuta un frego, ha già fatto uno sfaccino e burdello, c'è Stefano nell'aliena. O veramente, fratello, ma come fai? Sta diretta si è avuto bello e buono, sta freestyle. Ok, facciamo a 4 quarti, se no si continua. Freestyle, tutta improvvisazione, stiamo in diretta, io, Galeota e Cerrone. Frate, ma noi siamo umili, non siamo orgogliosi. Stasera abbiamo fatto più spettatori l'isola dei famosi. Buono, Stasera, ciamo domani e Pier. Però alla prossima volta ai live vi invito Rair e a un certo punto a giocare pure a stemmata e poi però a Roppo chi lo vogliono ma scusate. Frate Cerrone, bella e buona, sei scusata, ha fatto una figura e merda ma roba separata. O veramente che sta situazione pare strana, apparite tu e Raffaele sena per melenzana. Se ne per melenzana faccio sta rima e rire, tu stai vestito di grigi fama per 100 lire. O veramente faccio su stile altalenante, in coppa all'isola, però così freddo della mutanda. Non so, però così freddo non della mutanda perché prima in coppa all'isola non è passato abbastanza. Però, visto che prima mi parlate di Mulignana, ti dico un'altra cosa. Ma perché non fai? Scusa, ma è questo non avevo altro. Guarda, è più bello, sai che Fabri come pariamo e Raffaele, prova pure tu, perché comunque ormai ci stai nel gioco. Dobbiamo chiedere a chi ci sta seguendo che argomento trattare, più pariando, perché ti stacchi le categorie non loro. Ok, ci sto.
Ok, Wagyu, che argomento volete che noi facciamo? Comunque Fabri si è migliorato, assai. Sì. A me mi piace, mi pare ma la da te quando facete mi veramente pare. No, ci vuole un altro incontro, un altro video, che il video stanno ancora condividendo, Fabri, cazzai. E lo sa, ci vedo ogni tanto che commentano, cose, mi piace, perché mi fa questo fa. No, che cazzo che lui vede, vero? Comunque un bacio forte a Vale Catanzaro. Vale che da Crotone, La faccia Un mia. bacio forte caramente di cuore. Grande Vale, che veramente ci segue sempre, ma non solo a me, pure a voi, perché ci piace proprio Napoli, un amante di Napoli, Valentina Catanzaro. Comunque, Wagyu, Ah, ma dici dai. nei commenti, così pariamo. A patana ha scritto uno. Che cosa? Ha scritto A una patana. patana. Non ho già capito, Raffaele. A patana ha scritto una, a patana. La Catania è un poco troppo porno. Ok, facci chi sul rap, sai che poi senza beat mi parlerà patana e tu ti buffi patatine fritte. O veramente, fratello, non sono orgoglioso perché si ti buffi patana tiene a mano oleosa. Guarda, tiene a mano le use, fratello mi muta a cappotto, invece mamma che il patana fa sempre i panzarotto. Guarda, ma veramente faccio su freestyle, non lo so. Il patana, mamma era fatto un cattò. Allora tu mi stai parlando di cattò, però io a un certo punto ti posso parlare pure di roccocò. Però è meglio che non ti parli di roccocò perché stiamo parlando di patana. E allora mo potresti dire una volta che tu fai in mano. Ma visto che... veramente, scusa, da Generotto. No, troppo, va, che io mi pezzo proprio da... Fatto in mano. Raffaele è cagnato. Le parlate di birra, ha scritto. Aspetta, finisci questa strofa, se non mi scordo. Raffaele mi è cagnato perché si è alluato baffo, ti mangi il patane, che il patane faccia il graffa. Veramente, frate a me. Puccio Red Zap, si tiene a patana, mettici pure ketchup. Ma veramente, fratello, è troppo film, troppa patana, poi ti parlo di pirata. Ma veramente, sullo stile di improvvisazione mi parli pirata e pure l'addora è marrone. Veramente, frate a me siamo tutti e tre goff, fai un pirata, non fa botto, in dialetta chiama l'offo. Ma veramente, frate, ma... Ti faccio qui su sì, la rocco si fredda, fai un pirata, cavolo, dopo 5 minuti si è fatto freddo. Allora va giù, visto che stiamo parlando di scorreggia, io vi dico soltanto una cosa, che è difficile scorreggia attualmente. Correggia, greggio, si o peggio. Bravo. Allora tu si o peggio, è una bella scorreggia, ma pare Ezio Greggio, e quando tu ti fai rindamutante, si c'è la notizia, a roba ti dico solo che io quando faccio un periodo faccio la firma Fabrizio. Va a passare diretti, spettatori ne sono tanti, mi parla scorreggia, mi viene in mente Gianni Morandi. Oh, veramente, fratello, non so perché parla Gianni Morandi, perché chi si chiamasse proprio te. Oggi visto a Pinocchio che ha fatto una scorreggia, ma c'è stato un po' un naso in culo mi è rimasta scheggia. O veramente ti faccio sta scorreggia che non è perfetta, oggi fatto virde se pilato un naso già petto. Questo pure è vero. Ma allora Geppetto a scorreggia ho fatto Ezio Greggio, ho fatto un periodo mi è rimasta mutanda marrone, ma che se fosse perché il cognome mio è Cerrone. Però non sta cicciando. Da seconda Non ti offende, sono nocivo, faccio troppi peri di te perché tengo l'assatina. Oh, veramente, fratello, sta cosa non mi scorda, si fa una cagata più liquida, fratello, per me diventa short. Ma argomento perché fa cagare. È un argomento troppo capare che tu vai a dire sempre queste cose. Lo so. Diventa short, frate a me, molto distruggo, fanno cacare il rimendo, niente di meno, si peggio la purca. O veramente, frate a me, ti canto come il volo, sul lirico, fai cagare a me, assai che fai cagare pure a chi è stitico. Sei più bravo, io ho già esaurito già le mie rime. Io cos'è che si Senti, oggi ma una cosa seria, mi è capitato una cosa. Ho parlato con una ragazza che si chiama Patrizia Fedele, che l'abbiamo anche salutata prima, che sta passando un brutto periodo della sua vita perché purtroppo è vittima del bullismo. E sta andando un po' no, in depressione, però comunque si sta rincasando, sa, non sta scendendo. Come si chiama? Come si chiama? Patrizia Fedele mi ha fatto, non dico tenerezza perché magari si può offendere, però comunque mi ha colpito un po' sta cosa, perché oggi siamo nel 2015, cioè ancora vittime del bullismo, è una cosa bruttissima. Ma io conosco a Patrizia, se mi sbaglio mi scrive pure a me, spesso e volentieri, poi sì, se mi sbaglio la conosco pure io. No, l'ho sentita proprio oggi, mi ha parlato di questa cosa, ma
Sono rimasto un poco male, perché comunque, cioè, ancora queste cose non avrei, è bruttissimo. Ma quando andate bene, Patrizio? Ma io mi ricordo se è che la live sto C'ha 15, Ah, ce 16 l'ho pure anni. io, sì, Raffo, sì. Sì, mi ha contattato proprio prima. Wow, cazzo, mi è sconvolto, non sapevo di questa cosa. No, è probabilmente 16 anni. è un'età un po' così, quando tieni 15 anni è un'età un po' Un po' così. particolare. Sì, magari un consiglio, una cosa, io per esempio gli ho consigliato di non fregarsene comunque del parere della gente, andare avanti, perché comunque così, cioè, dai solo soddisfazioni, vedi, a chi ti vuole fare del male, se comunque uno ti piglia mire, ti sfotte, e si cose qua, e tu per esempio non abbiagli a scuola, non scendi, perché hai paura di queste persone, stai facendo solo il loro gioco, quindi bisogna affrontarle, magari parlarne con persone più grandi, che si possono mettere pure lì in mezzo, che comunque se uno è vittima del bullismo, automaticamente vuol dire che è una persona debole, quindi ci vuole l'aiuto di qualcuno. Quindi No, no, parlane con chi è più grande, magari con chi è competente, con chi può risolvere questa cosa, non tenerlo per te. Cioè, a me fa piacere che ti sei sfogata con me su questa cosa, perché comunque è buono che tu ne devi parlare, però comunque parlane con chi può risolvere questo problema. Parlane con la scuola, parlane con i professori, che comunque non puoi chiamare così, cioè, capito? no, ma infatti è giusto. È uno schifo sto fatto. Sicuramente non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, o qualsiasi cosa, No, no, veramente. anzi, sono queste cose. Questo è vero. Però mi fa morire che dalle scorregge siamo passati a questo argomento così delicato, eh? No, è perché sono passato Infatti, questo hai problema visto? e mi è venuto a mente. E scorregge da Infatti, fattinamento qua. ma già mosciate un attimo perché capissi cosa a me veramente No, ma non a ci posso proposito niente. su Fatgate, non so, ma pare proprio ieri è successa una cosa in televisione, che un altro di quei filmati che faceva vedere che partivano a guaglione, una cosa simile, se non sbaglio. È E no, successa ieri. non l'ho già seguita Mi sta cosa. sembra di Guarda, sì, io quando su queste cose vedo proprio di vedere perché non già faccio, voglio, non già faccio. Sai Mi cos'è? sembra. Sono cose che comunque io mi passato poco tempo, perché mo ti immagino, si muove più rustici, però a 15-14 anni sono cose che capitano e magari tu sai che raga, quando tieni quell'età e vedono poco più, le vedi magari giganti, però non sono così grandi, però tu le vedi proprio grandi perché tu in quel momento stai in, no? Allora sì. Però fondamentalmente bisogna dire che comunque sono cose che passano, mo. Al di là che uno ha da chiedere aiuto e comunque sì perché cioè, uno sa da confidare con chi si può confidare, però comunque Certo. sono cose che sono periodi della vita, voglio come ti faccio capire, a 15 anni un poco tutti quanti hanno tenuto queste cose che sono capitate più o meno delle cose un po' a tutti quanti, quindi poi passa il tempo, queste cose Siamo passano, passati tutti, magari chi non è stata vittima, però ha avuto assistito a episodi comunque a scuola, cose. Comunque Certo, sono certo. sempre fatte. Ma Però è c'è, no? Guarda, una volta pigliare un pacco di guaglione, ma posso mai scordare, la nemica destra, vecchia, rossamo, magari una avata, chissà era tipo, era di colore sto guaglione, no? Ma non chissà di che origine è, secondo me era tipo i Batussi, ti presente? Siamo i Batussi, chi la papava, chi la popolazione là, no? Era avata. O chi teneva tipo 12 anni, chi si teneva 16-17, ma gli avevano un buffettone, ma da credere, ma postunaia. Però sai, che si prima mettevo paura, che sto non si vede casa, abbasciato la roba di mia nonna, che io spisso là, no? Perché siano i cugini delle mie cose. Oh, mi mettevo paura per scendere là basso, però poi sai, poi su, come ti fai capire, chi si mostra là, no? Passato un sacco di tempo. Sembrava però. Comunque Sempre tempo. cambiamo argomento, voglio, se no ci sentiamo troppo tristi. Una cosa Peppe bella ci stanno Esposito, seguendo dalla Colombia. Peppe Addirittura. Esposito mi dice, quanti tatuaggi avete? Quanti? Tatuaggi avete? I manco Io uno. due, io due. Io ho questo braccio qua, come lo vedete, così li tengo. Tutto riguardante la musica, la cassetta, questo pupazzetto con le cuffie che rappresenta me da bambino perché c'ha le mie iniziali nelle scarpe e poi c'è il cuore che batte pure a tempo di... Invece io ho due frasi, una che è questa, se riesci a vedere, la Fabri, vero? Fammi vedere. Siamo noi la causa di, Ah, siamo noi la causa di noi stessi. ho sfocato. E poi un altro qua che... Aspetta, vedi mo? Mo sì. Sì. Solo Siamo cancelletto, noi però. la causa di noi stessi. E poi un'altra frase qua, paro Garzanti, usiamo vocabolario Garzanti. Sei in frase. E un'altra qua che ho fatto recentemente. E non ce leggo, però me la leggi tu a me. Ti invito a sorridere, offro io.
Guarda, vedi, se è bello, ti invito a sorridere, offro io. No, è proprio offro io che a me piace, ma cancello perché cazzo quando penso Bravo. Vanno a offro io fumare all'MD. all'MD, la scriverà sotto, ovviamente. Ma aggiungo, eh. Bravo. E tu qua prendi un tatuaggio, tu, niente? No, io zero, a dire la verità, ma non per qualcosa, perché praticamente io sono un tipo troppo... mi metto paura di mi fare un tatuaggio, perché? Perché io per esempio sono un tipo che ogni giorno mi piace una cosa, ogni giorno me ne piace un'altra. Mi metto paura di mi fare un tatuaggio che poi ogni giorno non mi piacerà più. Ah, ecco. Hai ragione, hai ragione. Vabbè, pure io ci ho messo 24 anni per fare un tatuaggio perché non ero sicuro, capì? È cioè, una cosa che hai essere convinto che avevo fatto. Sì, sì, infatti, il tatuaggio è una cosa che ti rimane a vita. E Sì, quindi per questo parlando di tatuaggio. mi spaventa un po' questa cosa della cosa fissa a me, che io sono un tipo che a me per un po' allora una cosa fissa innanzi a lui, per un po' cazzo la avrei, non so che dire, quindi Vabbè, tatuaggio... tranne posto, visto che non ti spaventa. Come? Tranne il posto, se tu trust fix, non ti dispiacesse. Sì, no, vabbè, no, hai fatica, stai dicendo. Sì. Sono pazzo. No, pure mi spiace se posso fissare il mio incubo, perché io incubo, mamma mia, chi c'ha questo? Ma Saccio, bravo. non ci mai capito, ma tu fatica. A me? Eh, Di fatica, però ci mi arrangio, tra virgolette, perché cioè, chiamarlo lavoro, quello che faccio è un parolone. Però è un lavoro che il bot si fatica e il bot no. Però mi dà pure tanta libertà, nel senso che il bot quando si fatica, però poi sono libero, come ci fa capire. Quindi Ah, gestisci tu, vabbè, come sei più padrone della tua vita, insomma. io sono padrone, però tra virgolette non è che sono padrone, diciamo così padrone. Cioè, comunque il bot si fatica, e quindi non fatica. Però a Gicciardi a me non mi dispiace perché a fare una cosa fissa, voglio dire la verità. Mamma mia, È pesante. è un po' sì, però ora, poi magari cagni idee e vado trovando qualcosa di fisso pure io, perché per Fabri, carità. qua ci suggeriscono di farti il logo dell'MD come tatuaggio. Non so che l'hai pensato, però di farlo per scherzo, no? Ovviamente di fare una fotografia, che faccia finta che non sto facendo tatuaggi dell'MD, l'hai Li ha pensato. fa, Cerro, li ha fa. Sponsorizziamo giuro. la fotografia. Sponsorizziamo. La gente mi dispiace che l'ha svelato, però tanto sa quando mi riesce, quindi farà con me. C'è la miseria. Un'altra foto che ti ha fatto, sai qual è? Cerro, perché a Piazza Nazionale, a Rostung Casino, all'MD, proprio, hanno messo la macchinetta che mette bottiglie di plastica e te pavano. Lo so. E ti fa una foto là, capi? Perché fa vedere la tecnologia, all'avanguardia, capi? Cose... No, ma infatti quando ha scelto su fatto, non ti dico, ma continua, ma mandai su un cuffio nei messaggi dicendo, wow, io capisco c'ero all'MD a Piazza Nazionale, mi sono fatto le bottiglie cadranno, oh, lo sai, a me mi vedono un po' come il sindaco dell'MD, no? Allora, Il sindaco dell'MD. io pubblicai su fatto orgoglioso di questa cosa dell'MD, è un video che facevano vedere che lo facevano in Germania queste cose qua. Allora, bravo. bello e buono, un tuo video fatto a Napoli da chi? Dall'MD, guarda, io è un motivo di orgoglio per me, e quindi dice, tu, vabbè, Certo. infatti io l'ho condivisi questa cosa qua, però a Piazza Nazionale non ci capito mai, perché sennò fosse la prima cosa che facessi, però non ci vado mai. No, comunque mio padre che è fissato, era uno svizzero suo e ha messo 104 bottiglie, sai quanto ha avuto? E ha avuto anche un euro. 2,70 €. Ma può essere ma mamma fa sempre il caso no? Ma quello che ti dico, no, in Germania, ma pare che tu non sai quanto daranno ogni bottiglia, roba che sistemano in Germania, stiamo facendo che video in coppa YouTube, stiamo raccogliendo le bottiglie di plastica per tutto Napoli. Ma serio, ma serio? Ci fattiamo ma serio? Ma serio, c'è una guerra, ti dovrei fare con un scena in palazzo con un sacco di bottiglie da cereva, proprio pigliare bottiglie. Mamma mia. Comunque, una cosa, Angelo Hermanes ci saluta e si sta divertendo. Grazie, Angelo. Grande Angelo. Abbiamo anche Margona su, Fabrizio non è una casa caruta, è una casa sciattata. Perché stanno scrivendo e non gli ci commenta. Vabbè, di Jim, voglio. Anzi, io mi scuso con tutto quanto, ma questa è una live un po' atipica, perché giustamente siamo abituati a quando faccio live veramente leggo continuamente i commenti, però chi da sta live a leggere i commenti, ma è uguale, cioè non riesco perché va già a vedere a buio, a già leggere i commenti, quindi se potete aiutarmi e li leggete, poi mi fa piacere, ma non ci riesco. Ah, vabbè, a parte vogliono un rap sull'MD, lo faremo. Parlate del cartone che si mette in Lenghis e parla nell'elefante. Non ci capite? Guarda, giù dire in un pubblico tu lo invidio, sono proprio personaggi si vanno.
Parlate dei chattoni che si mettono i leggings e parlano dell'elefante. No, ma lo vero, come mi chiede, a volte a me mi mandano certi commenti o certe cose, guarda, assurde, che fanno proprio ridere, a me mi fanno schiattare, lo sa. Gente che mi scrive su WhatsApp, non conosco chi siano, hanno scritto, mi saluti nella diretta, ma chi sei? Tu hai salutato? Saluto questo ragazzo che c'ha il numero finisce 143. Domenico, No, Domenico Pensieri, l'ha scritto. Domenico, c'è il tuo pensiero di saluto. wow, Roberto Carlino, chi si vende a lui? Io, rap in coppa all'MD, rap in coppa all'MD, rap in coppa all'MD, abbiamo capito? Mo facciamo uno sconto però. Ma Fabri, su Milo Darko Channel, leggi subito i commenti, gli scrivo 40 voti. Ok, avessi tu con la mit para Mulignana, ti rungono consiglio vire l'uomo. Ok. Che cazzo? Mario Giovanni De Luca, c'è Rosino Muso. Grazie. Fabri, Bene, non è non ci capito niente, io sto capendo niente. Qualcuno mi sta schifando perché ha fatto papà faccia schifato quando ha letto a cose mie, l'ha fatto vabbè. Capito? 5 centesimi a bottiglia, però i prezzi sono aumentati di 25 centesimi, quindi non guadagnano cazzo. Per esempio la Coca-Cola sta a €1 più 25 centesimi, se ci torna a bottiglia ti dà 25 centesimi. Ma in dormanotte può pensare a sti cose, andò? Motion Production, un cuore ha lasciato. Cuore? È Giuseppe Nappo si chiama, Motion Production. Vogliono che fa anche video e fate bei video. Allora ci associamo al saluto di Motion Production. Quando ci vuole regalare il video a disposizione. Ma fa canzone no, Raffaele, lui è Motion. Si ti fa piacere, cosa? Ci fa video. È bravo, ma fai video di parkour e poi che cazzo? Forse ho capito chi è un grande. Ma oggi capito chi è. Alessandro Asiani, Raffaele, Anthony, Fabri, cosa ne pensate? Per me Alessandro Asiani è un idolo, non dico che mi ispiro a lui perché lui ha una comicità tutta sua, però comunque sono cresciuti con i primi sketch di Siani e mi rispecchia un po' perché comunque è molto spontaneo nelle cose che fa, lavora poco con comunque copioni scritti e preparati, è un grande, comunque si è creato da solo, dal niente è arrivato a regnare stadi, è diventato regista di film, è diventato, penso che comunque per me è uno degli artisti più forti che abbiamo in Italia. Sì, condivido, anche perché cioè, dalle reti libere fino ad esibirsi a Sanremo e riuscire a reggere un palco così importante con la scioltezza di chi, come qualcuno come già se fosse abituato, cioè veramente pure io lo reputo un grande, anche perché ha personalità e a volte pure sembra che stanca, perché in alcune situazioni è sembrato un po' ripetitivo, però quando vedi Cassiani a Biarrir solo si vede, cioè quindi per me è un grande. Fabri, tu che ne pensi? No, vabbè, Siani, vabbè, ma tu fatto Oversim, cioè, almeno io, ma pure Raffa, tu quando anni, Raffa, mi ci sempre quando anni, 25? 25. Vabbè, neanche 7 anni chiudi, quando mi chiede stravecchio, mi pare che, vabbè, però ma che specie, vabbè, comunque, pure io sono cresciuto veramente con Siani, con tutte le cose, cioè, ma l'ho vista veramente da come ha cominciato fino a oggi, Sì, a me mi piace, e io ti dico una cosa, Siani, almeno a parere mio, dal vivo, voglio da credere, è un animale, ma penso che l'avete visto dal vivo, cioè, ma è un animale. Che hai visto? Sono in zona? Che hai visto? Sono in zona? Immagini viste, no, io me lo andavo a vedere quando faceva al TAM, che fosse praticamente la culla di Made in Suddaro, poi dove è partita la trasmissione Made in Suddaro, che è un locale che sta a Piazza Amedeo, no? Dove facevano il cabaret. Sul locale facevano le esibizioni, Siani faceva il presentatore di questi comici che erano poi i comici di Made in Suddaro che stanno oggi, no? Che erano ancora alle prime armi. Ma Siani faceva paura, ma proprio un'anima, cioè ti metteva che tu stivo come spettatore, veniva a Kiss e dici Maro, ti faceva tremare, talmente che era Maro, c'è un'energia su figli e bucchi, dici mamma mia, chi sei proprio un'anima, padronanza di scena, Siani. mamma mia. Ma proprio la parola è animale, quando tu sei un animale, è vero, un animale da palco, cioè mai visto un comico così energetico, mai. Pensa, Fabio, non mi hai scordato, sto parlando di 4 anni fa e mi è rimasto impresso a cominciare lo spettacolo Siani, la prima cosa che dicette che è schiattata è stata buonasera, buonasera, si guarda vicino pompiero, oh beh, tu me la 70 euro perché hai visto pure lo spettacolo Rai.
Chi li fatto che è unico, un po' passi per grande. Però devo dire anche un'altra cosa, cioè, già diceva per esempio, mo si ciulim così per dire, no? Si ciulim dice che è kill, perché per esempio a volte nei suoi film, per esempio, allora, c'è Siani che fa lo spettacolo dal vivo che è un animale, per me è un numero uno, a Napoli. Sì. Però in dei film a me non è che mi fa morire, mi fa proprio impazzire. Io me li sono visti i film, tranne l'ultimo, non me lo sono visto. Però mi piace, me lo guardo, mi sa ridere, il Principe Abusivo mi è piaciuto, però non so, mi piace più dal vivo Siani. Perché secondo me è più naturale. Siani ha fatto più lo sketch in diretta. Bravo, è più monologhista da palco, capito? Esatto. Ma la stessa cosa, per esempio, è un parere mio, Vincenzo Salemme. A me piacciono più gli spettacoli teatrali che i film di Salemme. Invece Biagio Itz mi piace che è che. Bravo. Hai colto nel segno, perché Biagio Izzo, paradossalmente, Biagio Izzo è un attore comico, capito? È un attore proprio, sì. No, un attore comico che è differente da un comico, perché un comico è più, diciamo, un cabarettista, quindi è una persona che va in coppo palco, c'ha il suo monologo, va là, poi improvvisa, tutto quello. Invece Biagio Izzo comunque è una persona che viene un po' dal teatro, tra virgolette, la macchietta, come ci fa capire? Allora chi lo fa? Chi è un animale Biagio Izzo? Un po' palco è un animale, però forse si anni di più di Biagio Izzo. Però a livello attoriale lo credi di più. Quando fanno film, Biagio Izzo lo credi di più. Sì, però si anima esempio sul palco, c'è un po' di padronanza in più, perché è più guaglione, interagisce di più con il è più attuale. Faccio accompagno in coppo palco. Bravo, sì, è più attuale. Però... Palco a me piace di più di Biagio Izzo, che è bravo, però è un po' più costruito Biagio Izzo in coppo palco, sì, è già studiato. Esperienza alle spalle. Sì. Però... non so, ci faremo che là i telecronisti di Sanremo, allora secondo me... Faremo Sgarbi e compagni. No, ma chi è bello a parlare, a me mi piace, vi faccio un sacco di discussioni con i compagni in coppie comici, in coppie ai canti, perché a me piace, perché sono persone che tu vedi, no? E allora tu, come ci fai capire, ti viene di... Fabri, da già interrompere un attimo. Vai. Saluto un attimo Ilaria Dattilo, l'ha già salutato per forza. Anthony, quando fai un altro raduno sono passati quasi 2 mesi e mi manchi tanto. Ilaria, non lo so quando lo farò, pure tu mi manchi tantissimo. Appena ci vediamo ti abbraccio forte. Ilaria, Fabri, non so se la conosci, è una ragazza unica, addirittura la fan numero 1 di Anthony. La mia cioè veramente fan, ha fatto la torta del suo compleanno con la mia foto. Cioè, addirittura. Non trovai che dalla Rocesso, che cosa? No. Rafè, ha avuto un momento magico, Rafè. Ok, no, ci tenevo a salutare. Ilaria è una fan sfegatatissima di Anthony. No, la amo, cioè, la voglio troppo bene, ti giuro. Bacia la sorella Arianna. Ok, scusatevi, ho interrotto, però l'era fa, perché si un attimo Ilaria Fuschini che si è appena connessa. Ma figurati, sta veramente anzi. Questo rap veloce ma manca l'aria, bella e buona, e Raffaele mi salutata a due Ilaria. Oh, veramente, questo suono vero è strano, ma fa niente, l'importante è che noi pariamo, e ma niente, ho giocato proprio. Ah, buon niente, basta che salutata Ilaria. Bravo, basta che aria. Bravo, hai fatto la rima aria Ilaria. Ma falla tu freestyle all'MD, mi fai fare a cerro, perché già fa... Vai. Volevo fare una pelle hit che ti fatta Ilaria, ma Ilaria non esiste, forse tu ti hai fatta l'aria. Fratello, faccio l'MC, parliamo di l'aria bella e buona, parlo l'MD, o veramente faccio rime improvvisate che in impresa, faccio freestyle, poi mentre vado a fare spesa. E vado a fare spesa, vado sempre all'MD, oramai per me è come se fosse un UD. Per me è diventata proprio una religione. Quando pensa all'MD, pensa subito a Cerrone. Fai freestyle, fratello, non metto new era. Quando vai fuori a casa, invece lo scondino, ci fai una preghiera. O veramente, sento che questo suono veramente bello, faccio un freestyle e sento che questo suono un po' a sto carrello. Strunzata. Un attimo che non mi viene niente, scusate un attimo. Come la strunzata, gente. E io mi segnate mi hai fatto bloccare, che si fa un idiota proprio. Fratello, come Vegeta, piglio carrello ma non tiene una moneta. O veramente, fratello,
e non mi sfiori perché con Nutella a cioccolata 2 colori e faccio rap tutti i giorni stai che non mi stanno. Ieri ci pensa a bullette per mezzo in Kinder, io carrello rapo con così rindo Kinder. Fratemo, va all'MT perché stanno i sconti, guarda a Fabrizio. Allora, voglio in un tengo in lampada, questo è il mio colorito sopraffino, perché ho sapito buono che il mio idolo è Carlino, e quando va all'MD Yes. tu hai visto pure Carrella, ma io non l'ho mai visto, ma da Murifrate Madonella. Capo solo, Ah, da Frate Messor Mandonello, l'MD dello spunto. Mi sembra Frate Mandonello, è bellissimo. Ma da morire, Frate Mandonello, ti faccio il suo freestyle all'MD, ci sta l'offerta per più stelle. O veramente, poi ti mangi pasta e cecita nell'offerta dei più stelle, ogni pacco ne contiene 10. Ma se fa 3 stelle mi è venuto a mente una cosa, O era? Cioè, forse mi ricordo, non so. Ma arriva e faccio ti mettere in la macchina che non posso fare ora. Poi Ah, che risate, ma non si può dire. Ah, che te ne fu? Non è un dissing troppo. Allora facciamo di No, fai proprio dissing, non potremmo fare. Dacci ma che bollici di sì. No, quando tu offendi, però non è cosa. Ah, ok. Cioè, pigli proprio per culo, però mi fa caso, ma come ricordate, pigli buchi. Anthony ha fatto rima nominati fa Zulu, fa per 20 milioni di euro. Tu pigliassi un culo? O veramente fate a me, leggi i commenti, agiligiuto Antonio Panico, stiamo a febbraio e sono a mezzo manico. Ah, fratello, ti parlo in calabrese, la rima che feci, che fa sul io ti ho nominato i ceci. E sento che questo suono veramente bello, si faceva a merda, tu parlavi rap siel. Veramente, dico basta, ma parla legume, ma ti scordata pasta. Veramente questa musica non sono top, bella e buona Fabrizio, senza mai ha fatto stop. Ma state zaman, nata voto, ma pare che voi state facendo un po' il luto, perché all'inizio, ma da hit che su rapper un coppa all'MD, ma mo state parlando di una cosa che non ha capito. Stiamo facendo un freestyle senza un beat, con sto cappuccio in capo Fabrizio para Sansuit. Veramente, per me, là senza spugno, chi non sa che la Sansuit è una marca che fa pronto. Ah, fratello, vero stile improvvisato, ma para Sansuit, però che l'ha snocciolata. Ma veramente chi si suona è sempre uguale. Fabri sta in ritardo perché già è passato Natale. Sarà pure passato Natale, ma di certo io sono nato a San Pasquale, perché stiamo vero, sono nato a San Pasquale. Tutto buono. Però, va già dire una cosa, voi state parlando tra marmellata rosa e di Sansuit. No, vabbè, mi sono amato, ma non volevo fare una bucchina di rima, possibile? Fabri, ma per l'MD ci devi dare tu qualche suggerimento, non mi viene niente. Frate, ma ti faccio su freestyle, riesco a improvvisare, ti regalo, non ti regalo sogni, ma come Carlino solide realtà. O veramente, frate, a me, chi sei stile improvvisato, Fabri, però ci potevo offrire un bicchiere casato. Ah, fratello, un coppa chi sulem, Raffaele Verde ci ha sfottuto e ti parite frate scemo Eminem. Ah, fratello, facciamo cose ironiche, sai che mi scammo musica seria con cocca strunzata ironica, comica. Comunque Raffaele aveva ragione e io vi prometto, e a casato colo non può fare un bicchiere, ma una cascetta. Io. Ah, fratello, facciaci che non starnuta, che cazzo, bella e buona Fabrizio fa la casata caruta. Ma veramente, fratello, fiete gorgonzola, l'aranciata si può bere, ma io c'è sta Coca-Cola. Si può bere. Anche l'aranciata si può bere. Vabbè, si può fare però, la Coca-Cola no. Ah, perché la fanno che scorzi virtuali, che la... Mamma No, però mia. devo spezzare una lancia a favore, seriamente, voglio, della Casato Cola. Allora, voglio... Per Ah, fare io capito, devo spezzare un'arancia. No, devo spezzare una lancia. Raffaele, che è seconda ammonizione espulsione, guarda, sei proprio te la sei giocata. Ok, Fabri, diventa serissimo, vai, illustraci la tua idea. No, io volevo... Ah, fammelo su qua. Bravo, da direttore dell'MD. Ci sta che la Casato Cola, no? Una sfotta, no? Però poi era fa un video in Coppa Casato Cola che feci un pare settimane fa, non mi ricordo. Allora mi ha attaccato a Casato Cola perché fa una cosa in Coppa Casato Cola. E allora mi dovetti comprare per forza, volevo accattare una bottiglia piccerella, però mi ha attaccato a Forza 4, perché chi lo trincato a Forza 4, poi poi nero e vinto, figurati, no? Comunque accattassi e mettete in due frigorifero, e quindi le dovevamo consumare, a casa mi si bevevano, mi bevevo solo io. E a già dicere la verità, quando me l'ho avuto, sarà perché tenevo sete, sarà perché
Comunque non l'ho trovato proprio così malaccia, proprio a casa. Di a Coca-Cola è un'altra cosa. A me poi mi piace la Pepsi. In 8 ne ho sfiatato. No, a me piace la Coca-Cola proprio, di più. A me piace la Pepsi, si ama parlare, la Coca-Cola è troppo casata, mi piace la Pepsi. Infatti, anche io preferisco la Pepsi, me la riesco a bere pure unciato. Me la riesci a bere pure unciato? Guarda, Rafa, ti è piccicato come vocabolario. Ma non ho stesso. No, per esempio, a me devo lanciare una lancia a favore, mo ci può, L'arancia. per Non quitato l'arancia, vitamina C, per i biscotti a gocciole, le gocciole dei pan di stelle, voglio, sono buone, sono proprio buone. Oh, a proposito di ittare l'arancia, no? Capite perché l'arancia si chiamano virtuali? Cioè, sai perché si chiamano così, Fabrizio? Perché... No, la no, che? Se ne no, questo è un fatto vero. È una cagata, è sicuro. No, non lo so. Allora, noi, Napoli, siamo un popolo che è stato colonizzato dagli spagnoli e dai francesi durante le guerre. E su questo non ci nevica. Ecco qua. Quindi noi abbiamo assunto parole e tradizioni di questi determinati popoli che ci hanno colonizzato. E dalla Francia noi abbiamo assunto il termine mustaccio, perché in francese il baffo si chiama moustache, quindi una se devo sto mustaccio, questa cosa si chiama mustaccio. È la stessa cosa con le arance. Quando vennero a dare le arance a noi napoletani, quando fu netta guerra, buttavano l'arancia con pinnava e cose, e facevano per te, però in francese si dice pourtois. Allora in napoletano si chiamavano pourtois. Ma di non so se stai pazziando, però potrebbe essere vero. Una cosa che ho dato io, secondo me ha un senso questa cosa, perché secondo me è così. È una teoria tua, Raffaele? È una teoria mia che c'è ricetta la professoressa mia francese, non sono sicuro di questa cosa che tu hai detto, però se non mi sbaglio ti sei avvicinato, perché certo non si sa la storia, cioè non è che quando tu studiamo la storia francese a scuola studiamo la storia portuale. Però secondo me ha detto quello che tu hai costruito, questa storia può essere una cosa valida, comunque le parole che noi diamo alle cose vengono date proprio da questi avvenimenti. No, ma c'è una logica in quello che stai dicendo tu. Ci sta una logica che mi affascina perché potesse essere vero, però sai come si chiama? Sai come si chiama questa cosa? Perché io sono molto curioso come persona, poi devo capire e ti parlo perché mi piace. Si chiama etimologia della parola. Tu avrei l'etimologia della parola, se veramente, perché probabilmente in coppa Google e trovi si fa, te lo dicono. A ricevere puntuato. No, devi dire come si fa Portogallo. No, in italiano, ma non so come si dice in Portogallo. No, tu scrivi comunque, no? E quello te lo dice che è una parola se di origini e di quale origine è, perché no, a parte scherzo, so, magari è una teoria tua, non so, però comunque veramente. Oh, ma tu sai che, per esempio, Patrici, no, io so che veramente ho fatto il bucchino francese per 20 anni, comunque, chi mi spiegare Portuallo, origine, ok. Perché in dialetto napoletano arancia si dice portuallo? Allora, vabbè, può essere pure che proviene dal Portogallo, che le mandato riga c'era di. Allora, invece è proprio così. In greco si chiamano purticalia. Ovviamente il nome indica un'origine approssimativa, ma sufficiente. Come ci interessi, tacchino, ci sono altri che danno l'origine presunta da oggetti o usanze. Porcellino d'India, che cazzo c'ha zicchi? Tutti i miei tranne che deriva la parola portuale. Infatti. Scrivi terminologie, termini. Ma c'è una cosa nel frattempo cerchi. Vai, dici. Bella e buona Raffaele che filosofia s'arrangia, ha cacciato l'etimologia inventata a essere l'arancia, e che sono cose veramente sono strane, la professoressa non sapeva perché si intendeva il banano. Era la connotazione porno, ma noi stiamo parlando di una cosa vabbè, sta sempre. Bellissima una richiesta, una che si chiama Anthony con la E. È veramente il top della traduzione. No, ma è meraviglioso che Facebook l'ha accettata. Comunque questo delizioso frutto è chiamato portuallo. Persino Wikipedia, nella sua versione dialettale, ne dà anche una divertente definizione. O portual, si legge, viene chiamato frutto che in italiano si chiama arancia. O portual cresce coppa agli l'arancia. Sa pure la differenza tra portual rosso e portual amaro. O portual si può fare buono un sugo e una frutta che contiene vitamina C. Non volete sapere l'anatomia portuale. Ma sei il Wikipedia napoletano? Oh, francese! Allora,
Una storiella fantasiosa ci racconta che la parola arancia risale alla denominazione francese. I soldati infatti distribuivano periodicamente arance gratis alla popolazione, esclamando in francese "portoi", perché pourtois. I napoletani allora accorrevano in massa a prendere i pourtois. Cazzo, l'ingarrato. Poi ce n'è un'altra che dice: le arance venivano vendute nello stato del Portogallo e gli spagnoli le portavano a Napoli. E poi un'altra cosa è perché in greco su cosa si chiamava portocalia. Ah, sono 3 ipotesi. Ah, boh, ma una è quella che hai detto tu, però. Sì. Allora, Ma sono soddisfatti sta cosa. no, ma No, infatti... lo dico con la mia mamma, no. hai visto allora, è ingarrato. Oh, Rafe, approfittano. Caccia fa, ci scrivono un libro. Ah, comunque voglio, Elisa Perez ha detto che lei e sua mamma si stanno pisciando addosso. Ma vabbè, non è una scena bellissima da immaginare, però... Dalle risate. dalle risate, ovviamente. No, sai perché Rafe, no, io ti seguite, perché ti ho creduto, perché è vero che da francese, per esempio, quando tu dici la bash, no? Ma penso che sto capito fatto, no? Che è una cosa francese. Sì, questo lo studio. No. Io lo vedo, la bash, io ci potevo credere, quando molti gente quando si già visto invece no, è vero, questa cosa della bash. E poi sono altre parole tipo a boîte in francese, che in napoletano si dice a boîte, no? Sì. Che in francese si dice a boîte, veramente, boîte si dice. Sì, è vero, è vero. Ce ne sono altre in spagnolo che non mai ricordo, che anche perché ovviamente sono stati francese e spagnolo che a Napoli, quindi non me ne in mente, però ci sono altre spagnole. No, tipo pure se per esempio, come si chiama? Bajour. Questa è una parola che noi usiamo anche qua in italiano, che è una delle poche parole francesi che però noi usiamo in italiano e che se volessi tradurre non lo riesci a tradurre. Vabbè, chi se ne ha un problema, penso. Chi se ne ha un problema che io veramente ci discuto spesso con i miei amici. Oggigiorno, poi per esempio, tu hai detto che la cosa prima, no? Anthony, come li chiama? Dissing. O pissing. No, piercing. No, ci capite, pissing. Con la D di dado. Pissing. Dissing. Senza D di Domodossola, I di Imola, 2 S di Senape, I di Imola, N di Napoli, G di Gay. È dissing. No, senza D in mezzo, la D in mezzo non la devi mettere. Con 9 S, metti 9 S, dissing. Come? Sta scrivendo a Facebook. Ah, boh, comunque come cazzo l'ha chiamata? No, magari è una parola inglese. No, è rumeno. E che significa? Boh. No, vabbè, a parte gli scherzi, è una canzone africana. No, è un termine africano che... Ah, boh, pensavo che era inglese. Cosa volevo dire? Volevo dire che oggigiorno siamo un po' invasi da certi termini inglesi, no? Che ogni tanto... Cioè, c'è chi dicono queste belle parole, però siamo un po' invasi da questi termini inglesi. Che io una volta c'è un video che ho passato, però vero questo fatto, io a parte scherzi. Il freezer, perché lo chiamo congelatore? O freezer. O freezer, E appunto, ma perché non chiamo congelatore un boccacchi? Ma poi lo piglio pure me. Non che io a chi? No, a me, ma perché già dice questa parola inglese? Che io sono napolitano, ma non ci capito che. Da buffe parole solo tu. Barbecue, ma perché non chiamano furnacello? Furnacello. Ma tu sei una volta in Spagna, no? Si faceva un'animazione là in Spagna. E gli spagnoli, e vedi come cazzo ci tengono. Cioè, se a Marone nella loro lingua entra una parola inglese, guarda, i figli e bucchini come dicono manca wifi, sai come dicono wifi, ma ti fa capire. Wow, frate, no. A me che sono orgoglioso, un po' fatto la lingua allora, ma a me mi piacciono però, perché sono... Che non so se venga matano è in diretta a porta. Ah, ok. Mo ci vanno a vedere, allora poi che ci vanno a vedere. Comunque, Fabri, Ilaria Fuschini ha detto che vuole proporre un argomento un po' piccante. E la mosca. L'orario è buono. Sì, e qua siamo in fascia più... No, non esiste una fascia. Non ne usiamo in fascia. No. Siamo senza fasce. Senza fascia e cravatta. A così sono uscite. Sono venute. Vai. Ilaria Fuschini, piccantaci.
Ma pensavo che ricevo pure qualcosa, hai detto solo piccante, piccante può essere pure pepe e i friarielli che mangi magnate che non sono piccanti. Pure soffritto. Buona, ma come sì. Questo a Ok. volontà, ma mi piace sto fatto. Romano, Rafè, dici questo a Fabrizio. Fabri, quando fai un baby cerrone? Ma voglio, io non ci penso proprio, sinceramente, non ci penso proprio, pure perché io, ho che tengo 32 anni, però mi sento ancora io un baby, cioè, Sei mi sento, sposato, Fabri, sei sposato tu? Infatti, sì, sì, sì. scusa, l'ho scusato, però non lo so, non ci penso proprio, sinceramente, non ci Ancora un penso, Peter Pan. eh? Sei ancora un Peter Pan, insomma. Sì, sì, ma voglio, io non so se riesco a fare un figlio, no, ma No, anche io, non so se un giorno riuscirò a crescere. pure io sono proprio una casa caduta, vero, ti pazzi, ma Una capa in merda. mamma mia, e Io non lascio. come faccio? Leggiamo i commenti perché penso che ci stanno proprio buffando parole, nessuno li sta cagando, giustamente. Milo Darko Channel, chiama l'MD a casato con la che biscotto ma si nude vira live cerrone si proprio scemo che a botte entro non suona bene aggiustala tu, non mi viene. Hai fatto rima solo per domanda, fra. Aggiustala bene non mi viene, quindi è risultato solo tu. Bravo. Che commento che vai a leggere poi? Allora, Ashby, un po' piccante, ognuno di noi è una capata perversa. Qual è? Perversioni di sesso, aiù. Ma si può dire? Ilaria Fuschini, ma sei seria? Sì, è pure fidanzata, complimenti. Cioè, nel senso, tutto rispetto, però. Tu ragazzo, non è... Ma io giustamente lo pare, diciamo, il danzante lo show. Ah, vabbè, ma volete dire? Ma parla di perversioni sessuali, non lo so. Ma a me metti in difficoltà, capì? E tu sei sposati, tengo... aspetta una creatura. Io sono malato. Come aspetti un Sono creatura? incinto. Aspetti un creatura tu? Sono incinto. Ah, Attenzione, mettiamo i puntini dove non ci vogliono. Fabri, una bella domanda. eh. Dei Pandellas? Ma questa è una domanda che a me fanno sempre. Io oramai ho risposto in tutte le salse perché mi fanno tutti i runderi. Vero? Ho risposto diplomatico, ho risposto che ha già stemmato, ho risposto mi dà. Purtroppo oggi i Vandellas, ma proprio diciamo, giusto perché siamo malati di chiesto, cioè purtroppo non si hanno fatto sentire. Ma per quanto i Vandellas possano essere famosi e bravi, perché sono bravi, però ma da credere, veramente sono cose cadute, ma nel vero senso. Sono poco seri, è vero sta cosa, perché non so Allora, tu puoi essere chi vuoi tu, no? Perché tu puoi essere chi vuoi tu, però è la persona seria, compa. Questa è la prima regola della vita. Anche perché tu sei la tarantella, hai avuto, wow, che tarantella, ti ricordo. Ma sì, perché a me mi dice. Allora, io personalmente all'inizio mi faceva piacere fare un video con loro perché comunque su guaglione in gamba, su guaglione che abbastanza conosciuti, mi sarei fatto un po' di pubblicità pure, ma veramente è stata una cosa che mi faceva piacere. Nazionali, sono conosciuti in tutti i dati. Bravo, a livello nazionale. Però, a roba un po' di tempo, no, questa cosa mi è scaduta perché a città boh, ma se tu sei una casa caruta, può essere io tu, ma a me, io ho una mia. Ho capito che intendi, hai perso la stima, Bravo, faccio pensare, però a un certo punto è venuta a dire, però aspetta, questa è una cosa solo tua, a me stesso, no? Tu è la cosa che mi sembra di qualcuno che ti hanno votato, quindi per rispetto anche loro, tu non puoi rinunciare a questa cosa, e quindi io mi sono stato a posto, però, quello che dici, no? Mamma potesse per scrivere una cosa, dice, guarda Fabri, però non mi dice niente, un video facciamo fra un anno, perché il mondo non mi dice, ma pure bravo, facciamo. almeno a metterti nella condizione di dire aspettiamo. No. Però se tu poi non mi rispondi, cioè io non gli ho scritto perché sono orgoglioso, però non ti nego che forse li scriverò pure giusto per dare delle spiegazioni. Ecco. Anche perché per fare le cose loro il tempo c'è, il volo, subito hanno fatto il video, cioè No, le cose non le fanno. sì, perciò dico io. E allora, compa, che cosa tu fai, no? Ma che ci facciamo? Ma io non dico di fare, ma perlomeno pure quando a volte non posso fare qualcosa, no? E che magari ho promesso, io cerco sempre di portare a termine una cosa. A me Certo. una cosa, devo mantenere la pace, fatta così. Però nel frattempo ti spiego perché no, per esempio, divento a fare un video insieme. Allora, per esempio, tu dici Fabri, ma quando facciamo un video insieme? Io ti dico, guarda, dentro Io vi ho accennato che dovevo fare il video della mia canzone che parlava della scuola e dovevate essere tutti presenti, non vi ho ancora chiamato perché ancora devo avere la disponibilità della scuola, perché per avere un permesso per fare un video in una scuola ci vuole un po' di tempo e ci vuole una bella conoscenza che non ho, quindi stiamo ancora aspettando.
Vabbè, ma che su sacci, cioè, anche se non me l'hai detto, però come ti fa capire, lo posso dire. Infatti, cioè, vedi quanta gente fa così, Rafa, che parla, vabbè, le buone, cioè, No, lo so, ma poi loro comunque sono nominati e conosciuti, era bello. No, ma non è detto che se tu sei nominato e sei conosciuto sei una persona seria. No, perché tu puoi essere una casa caduta. bravo, bravissimo, bravissimo. Io questo lo sostengo sempre, io voto faccio i discorsi con i compagni mi voglio, ma io faccio i male, perché te credi, io voto quando mi chiamo per esempio che ci parlo con un avvocato, parlo con... Ma non è che si tratta che tu per esempio sei un avvocato, o sei uno famoso, o tieni 40 anni. Ma sei sempre una casa caduta, puoi sempre essere una casa caduta, sempre. Certo. Non c'è età, non c'è problema di carattere, Fabri, per esempio, perché tu tieni 32 anni, però cioè, siccome noi ci accompagni, come per esempio in già azzecava proprio stasera, ho detto Fabri, ti fa piacere, tu potevi pure dire no, guarda, non posso, dico invece, cioè, ti sei messo a disposizione, l'ho apprezzato ancora di più, perché no, comunque... ma non c'entra, ma che se non c'è azzecca, cioè io sto parlando... per me sono piccolezze che invece mi applico, Fabri, crede, ma sono piccolezze, però io mi applico perché comunque c'è... Perché comunque Anthony ne parla spesso con me di queste cose, sono dettagli che uno valuta. Io li valuto questi fatti, perché tu potevi tranquillamente dire sì, Anthony, mangi scatatoio, lo potevi fare, però io per esempio ho apprezzato quando tu non hai fatto problemi, mi è avuto piacere stasera. Sono scimità, ma io le apprezzo. No, ma capite, lo dicevo, io sono contento, però è a prescindere dal mio discorso. Io, il discorso sai qual è? Ti dico, voglio, sai che viene proprio quando dico proprio senza retorica, cioè, viene prima facciamo la serietà in una persona, un po' paccetti cose, la sincerità e la però facciamo i video, facciamo i stronzati, prima, però uno, quando ha da parlare che tu parli meno, no, e a parlare buono, si parla con una di me, e a parlare buono, perché ti ha lasciato una bella impressione. Bravo. Questo è l'importante. Non si tratta qua dei video e cose. Volete fare quello che volete voi, ma a me che cazzo me ne fa. Però che ci faccio? Volete comportare uomo? Ma che ci faccio? Condivido. Antonella Sorbolino, quando siete bello quando esci serio? Soramo. È un evento, questo è un evento, Fabri. Palle Catanzaro e Achille Cerbone si stanno a screna. Che è successo? Antonella Serbolino. Stanno a buffare parola di loro. Vale, mangia con cazzo. Perché Cavaliere può buffare capata sto Achille. E poi ti pigliano il tarantello tra di loro. Capate, però. Sai perché? Perché mi dispiace, però. No, sai che è? Anni ti si cazzano parlando di cazzo loro. Hai t'animamici un po' tra di noi, appiccichiamoci. Hanno ragione perché veramente quando facciamo la live è un fatto proprio di coinvolgimento che sono cose ballegge come allora stasera veramente mi da scusare ma è così però ogni tanto diciamo, abbiamo trattato argomenti comunque che riguardano il nostro presente attuale. Presente attuale. Ma posso fare tre Vandella si interessa soprattutto a chi ha votato perché comunque ha perso tempo che cazzo cioè ogni tanto pure a me che ha partecipato e mi ha fatto fuori. Ma a me non mi ha potuto vincere tu stai Vandella non si voglio qua mi chiedono Anthony che ci azzecchi tu in mezzo a loro due che fanno le parodie? E che ci azzecca perché non ci capi siamo amici io sempre che vedo io ho fatto un pezzo rap che parla di Napoli, una canzone abbastanza seria con Anthony non era fa perché faccio parodie significa che significa allora non era fa canzone con Raffaele perché fa parodie allora no ma tenga a già fa quello come senti fa per percepire il messaggio essere sinceri sono fatto così no vabbè ma ci accomuna il fatto che comunque tutti e tre stiamo in coppa stiamo facendo i video ci piace comunicare in questo modo questo ci accomuna vuole comunicare nello stesso mondo del web diciamo ma sì ci piace ripariare e ci piace i video che siano comici che sia rap che sia ma che ci facciamo che ci piace parlare di parlare in dana ci facciamo i telecamere bravo è quello è proprio il bisogno di comunicare sì. E poi siamo tre case caruto voglio dire non sottovalutiamo questo piccolo dettaglio forse è la cosa che ci accomuna di più. E poi non so se andate veramente anche a spendere all'MD, se questo già sono tre cose in comune. Anche all'MD, io voglio avvisare che Valle Catanzaro e Achille Cerbone hanno fatto pace e si stanno scambiando anche dei cuori. Grande!
Apposta, questo è l'importante. Appiccicando. Quando le live riescono a far fare la pace, magari nasce una nuova coppia. Chi lo sa? Com'è bello il suo nome? Dudu Channel, mi piace Dudu. Dudu. Un anno scorso si chiamava Dudu. Mi piace assai. Se mi sbaglio, Dudu. Rafe, ma io ti sempre voluto chiedere una cosa, Rafe, ma che Mario, sta Mario, non sono stato cazzo. Dici? Rafe, ma perché ti chiamano Rafe Lupazzo? Non me la spiegare sta cosa a me, sono troppo curioso. Perché, diciamo, era un nome che già mi davano perché ballavo break dance, poi ivo a scuola, mi allenavo 7-8 ore al giorno, tenevo sempre stufato la capa spostata, che se era fa una stunzata, ci pensavo le voto. E diciamo, già dicevo, no, si pazza di cose, Poi a 16 anni mi cacciarono da scuola perché ho dato fuoco alla classe ed è stata la scintilla che ha fatto appicciare la classe. No, è stata una scintilla che avevamo fatto nascere questo nome. È stato proprio... hai dato fuoco... vabbè, allora è E giustificato. infatti nel pezzo che ho fatto nuovo, che Lo parla so, della ma c'è sul scuola, numero, hai fatto sapere. Tante che dei miei episodi scolastici veramente vissuti. E poi Rafe, io, guarda, te lo giuro un coppa a dire, Indrico Bucci. Ma tu mi manna sto pezzo, prima di sentirlo nel cortometraggio che hai fatto con Salvatore e Mirko, Sì. a me mi piaceva passare questa canzone. Infatti, l'ho attivo gli diritti. fatto pure tu. Un ritornello, cioè, No, mi ha aiutato nell'arrangiamento di ritornello. E chi È stato l'Anthony bello. Anthony è il re di ritornello. Beh, è molto bella e a me mi piace proprio assai, voglio, mi fa proprio piacere, guarda, a me quando No, è perché sempre... alla fine, se tu ci fai caso, io ho usato dei doppi sensi che comunque sono simpatici, ma allo stesso tempo sono intelligenti. un altro problema è bello, Rafe, non c'è facendo un problema, ma variare. Infatti ho usato dei doppi sensi a certe parti, tipo ho detto la professoressa voleva che ogni suo alunno entrasse, ma se lei non aveva classe. Cioè, uno fa trasin da classe se tu non tieni classe, però nel video mi metto tipo a uno che studia a Frenza, tipo la professoressa di italiano la farà Carmen Emiliaccio nelle vesti di Carolina. Mamma mia, immagino. E invece Cerrone farà il professor Casacaruta. Ma mo stai svelando, stai dicendo proprio mo c'ho la parola inglese. A chi si può voglio Fubitello? No, tu fai il mio amico di classe. Voglio una cosa perché ci tengo, no? Dobbiamo salutare io, tu e Fabrizio, Roberta Caliendo. Peppe Esposito mi ha detto salutate tutti e tre Roberta Caliendo, ma l'abbiamo salutata assieme. 1, 2, 3, ciao Roberta Caliendo. Roberta Caliendo. 1, 2, 3, ciao Roberta Caliendo. Capisci un qua, Rimaste in linea a mettere mi piace alla pagina Donare e Vita, che si occupa di come si dice, come si chiamano quando uno ha delle cure artificiali, trasfusione di organi, cose qua. Sì, trapianti, cose qua, e niente, mi ha contattato proprio una parente di una di queste bambine in questi giorni, e ho visto che tanti artisti hanno lasciato un videomessaggio in questa pagina, tra cui Luca Sepe, Clementino, Cocrune Viti in Sud, e stanno facendo veramente una bella cosa. La pagina si chiama Donare Vita, sembra una cosa abbastanza seria, se uno ci può passare. Troppo panno lì, Raffo, faccio questo. Infatti, c'è pure, mi piace, non costa nulla. Infatti, facciamo tanta struzzata, mi piace, come passi fatto. Sì. Quando nel frattempo mio padre mi ha portato la cioccolata calda e ci teneva a dirlo a voi. Vabbè, ma se non è cioccolata non ci interessa proprio, perlomeno a me. È cacao dell'MD. Vabbè. Ah, a posto, ci siamo, sei rientrato. Sono, capite, coerente con la famiglia, non traditore, assolutamente. Comunque, ma la mia chiesa era vecchia, mi state facendo perdere il punto che volevo dire, che sta canzone che avete fatto, ma veramente mi piace, è veramente bella. Ma qua quella della scuola, se vuoi ripassa, quale ti riferisci? A parte se vuoi ripassa, ma che l'ha fatto l'anno scorso però, se vuoi ripassa. No, a settembre, quando mi fa? 6 mesi fa? 7 mesi fa? Agosto, luglio, no? Sì. Maggio, sì, più o meno mi ricordo. 4-5 mesi fa, bene o male, sì. Voglio dire una cosa che magari dice, ma cazzo me ne foto, cioè, ma la voglio dire perché senza che è proprio bello il fatto che per esempio voi mica siete Clementine, cosa, cioè però non è detto che uno per mezzo che non è Clementine, per mezzo che non è Rocco non fa canzone bella, anzi voi siete a prova che sti canzone bella e facete comunque pure più bella, no, se succede più bella sta canzone la vostra, canzone
A me questo rende solo felice, grazie, vabbè. No, ma io dico proprio senza mica intengo proprio niente da mi piace, è proprio una canzone. No, ti dico la verità, guarda, io sono molto umile, a volte sono pure un po' pessimista sulle cose che faccio, però sta canzone mi è piaciuta perché prima di tutto non è la solita parodia. Comunque abbiamo inventato noi la melodia, ho scritto io tutto il testo e ho dato un senso ad ogni cosa che dicevo, però in modo simpatico, quindi ho puntato sul fatto che possa piacere ai ragazzini, perché comunque sono cose che vivono loro giorno per giorno. No, ma infatti a te io ti posso assicurare che questa è una canzone orecchiabile a livello musicale e poi a livello di parole è carina, fa ridere e leggera. È proprio la Ferropazza che la canzone. Vabbè. Ma forse pure, sì, ma forse pure meglio, cioè nel senso che questa è proprio bella, questa canzone è proprio bella. Secondo me si è superato. Complimenti da tutti, comunque anche chi ha organizzato il progetto del cortometraggio. Infatti mia sorella Nancy voleva sapere come conosci Ornella e Giusy. E io ho detto che tu perché facendo lezione perché Renato ha lavorato a dei progetti teatrali, perché Renato fa teatro. Questo, diciamo, il coordinatore di questo gruppo teatrale si occupa anche di progetti scolastici. Si chiamano maestri di strada e fanno tutti questi corsi, diciamo, per questi ragazzi nelle scuole. Ci hanno chiamato per fare, diciamo, questo progetto con questi ragazzi che poi noi l'abbiamo fatto diventare un cortometraggio. Noi dovevamo fare un semplice video con questi ragazzi, però ci siamo appassionati alla cosa e tra i ragazzi c'era anche Ornella, Giusy. Raffaele, scusa che ti interrompo, ti saluto Umberto, sta qua. Ciao Umberto, comunque la cosa più bella, Fabi, sai qual è stata? Che comunque in questo progetto i ragazzi all'inizio erano un po' scoraggiati, facevano ma come fa su scimità così, infatti se intanto una cosa va bene. I loro commenti dicono noi abbiamo sottovalutato la cosa, non ci aspettavamo di fare una cosa così simpatica. Hai già visto che alla fine lo dicono, eppure a me che la cosa si vedeva che era vera. Ci siamo superati. Sì. Pure in Brava Raffaele, Ornella, Ornella è bravo. Poi devo dire la verità, Salvatore con le minime risorse che abbiamo ha messo la massima professionalità. Ha fatto un video veramente stupendo, sia riprese che montaggio, con un consiglio di uno, un consiglio di un altro, comunque abbiamo fatto veramente una bella cosa. Bravo. Ha scritto pure a Salvatore, pure a Mirko, ha scritto un commento se non sbaglio. Ma al di là di questo, veramente bello capo, e mi è piaciuto che l'ho fatto che tu, no? Che l'ho fatto che all'inizio qualcuno si fa perché qualcuno si rompono un cazzo all'inizio. Proprio è bello capire che poi durante mentre l'hanno fatto poi si sono appassionati e poi alla fine si sono addirittura ricreduti. Esatto, scoprono una cosa c'è stata una buffana cazziata sul gruppo che abbiamo su WhatsApp perché abbiamo finito le riprese, non ci stiamo vedendo più, perché comunque anche se sono più piccoli, hanno 10 anni in meno a me, si era creato un bel rapporto amichevole, perché poi comunque magari loro con questi maestri di strada hanno fatto dei progetti ma non hanno interagito così tanto, forse perché noi essendo più ragazzi, facendo più stronzate dalla mattina alla sera, parlavamo più nella loro lingua, loro per esempio si trasu di più a compagnini in due contesti. Sì, c'era più empatia fra di voi, ovviamente. Voglio però evitate di scrivere queste parole nei commenti, Liegi, te l'hai. Disco scogna, tiene qualche problema, faccio quello che voglio, pesce ma, cioè, voglio, è che mai. Questa è la piscina, wow, che è proprio cornetto al cioccolato, che è diarrea film stasera, voglio, mamma mia. Tutta la mia fan numero 1, Cira Marino. Favorito, voglio. Ogni volta che mi vede mi cerca una foto. Io fra qualche minuto vorrei chiudere perché sta mia moglie che giustamente è abituata che faccio un'oretta, ma ci fatto lui, allora Beh, Fabri, vedi a te, ti ancora fosse il farò. Nezzi ti saluta Anni Pianese. L'abbiamo salutata all'inizio Anni Pianese, l'ha salutata, ricordo. Sorella Nancy ha parecchie conoscenze con persone che conoscete voi. Vabbè, vi saluta Nancy, voglio comunque, a te Fabrizio, a te Raffaele. Grazie Nancy, ti salutiamo, ti saluto. Antonio Panico, Raffaele, perché ti sei tolti i baffi? Perché quando mi mangiavo una marenna mi tutte le prime file e poi roba che ci si va. Comunque Raffaele, guarda che è uno dei miei idoli. Dai sempre lui lo sa. Raffaele Fabrizio per me, oltre che ad essere un fratello che poi si è rivelato tale,
amico, No, ma io ti dico serio, è uno dei pochi youtubers che seguo veramente con il cuore, quando veramente sono un po' così, per andarci a fa, io vedo i video fa. C'è mia sorella che è tua fan, c'è mia sorella e mio cognato, una mutata che si vede nei video dove si piscina sotto, non si vede niente. Se vedi nei suoi, capì? Vabbè, ma senti, in famiglia si sempre, non si è mai profeta in famiglia, poi piacciono sempre i video degli altri, pure a me, a me mi cagano proprio a casa mia. Quindi A me, zero. Sorma, te ne manco mi piace un po' la pagina mia, Sorma. Te ne A me manco mi piace sempre Comunque volevo dire a Francesco Scogna e a Milo Darko Channel che sto leggendo un po' i commenti sul passato pure la rete per leggere cose precedenti, sta facendo un casino inutile, addirittura si sono dati l'indirizzo di casa reciprocamente per fatto. Non lo so che sta succedendo. Magari si fatto, sono diretti fatte per passare un po' di tempo insieme e pariare, che minacci, Infatti ti darò colpa di Fabrizio perché è complice che ha organizzato lui l'evento. Capì, tutto blocca colpa è pure tu, Fabri. Almeno noi stiamo facendo questi facciamo discorsi tutto così, abbastanza stiamo dando un tono. Stiamo avendo anche dei complimenti, comunque siete troppo simpatici voi tre. Grazie. Si è fatta una rasata. Ti tiene il pallo come dici, vieni a via Lombardi 250. Milo venga a tu caffè, basta che ha finito. No, ma si va ad appiccicare, perlomeno prima che telecamera facciamo un video. Ah sì, almeno la mia visualizzazione. No. Facciamo un rap. Comunque, Capi, posso permettermi di dire una cosa? Ah, voglio. Visto che mi trovo qua, ci tenevo a dire, per le poche persone, qualcuno che mi segue, voglio dire che a breve finalmente uscirà qualche videoclip con qualche mio brano nuovo, quindi sì, fa piacere, un po' di pazienza che a breve escono le canzoni nuove. Ci vuole un po' più tempo, perché non è come magari una parodia che te la studi e la fai, fare una canzone richiede molto più tempo. Se la vuoi fare bene, con un criterio, con un video bene, purtroppo ci vuole tempo. Quindi un po' di pazienza perché sono il primo che va di fritta, però a breve usciranno cose nuove. Ci tenevo a lo dire perché non esiste. Hai fatto buono, hai fatto proprio parecchio, sei anche costante, io vedo che una coppia di canzoni e cose, che abbastanza... Fino Daniele mi aiutò proprio Salvatore Lichini per il video, capì? Quindi ci Salvatore? Salvatore, un compagno Raffaele, che ha fatto video con cortometraggio, mi ha aiutato. Ah, Salvatore Lichini. Siamo tutta una famiglia, capisci? Ci aiutiamo una parte con un'altra, quindi... Ma così deve essere. Mo, ma al di là, magari insieme cazzi fanno video insieme per dire, ma poi queste cose che vengono, l'importante è che uno si conosce, che ci sta simpatia, come da giocare, poi per cosa vengono, sanno venire. No, ma infatti io potevo più con Raffaele, io e te ci conosciamo da poco, Fabio, un annetto, però mi ha fatto piacere da subito e mi ha fatto piacere lo stesso pure per te, perché comunque... No, Fabrizio è un dio personaggio, cioè in qualsiasi cosa fa, sia nelle canzoni, sia negli sketch, cioè è un numero uno, cioè ormai si è creato un personaggio cioè, da invidiare, veramente è un personaggio. Vabbè. Ma che sei tutto quanto, guarda, che sei tutto quanto, pure tu e pure Anthony, lascia stare Anthony. Di noi non le vediamo queste cose, si simulano, no, però no, magari uno posso assicurare, a me tu mi fai proprio ridere, ma io ti dico proprio, cioè, proprio come un fatto proprio di stima, cioè io voto tu, ma non mi fai morire. A me penso che questo fatto dello rap là, a me mi facesse pisciare, quando mi metti i video dello rap, cioè quello è stato proprio l'apice, che a me proprio io mi stai pisciando, a te mi stavi a fare i rap. La sfida di freestyle, che là mi invitai e facette fuori tu, quando ora gli organizzatori. Ma a me mi fai morire pure quando dici una cosa seria tu, tra l'altro. Tieni pure sto fatto che quando dici una cosa seria mi fai proprio ridere. Sono poco credibile. Antonio Vinelli mi chiede, la canzone è già stata pubblicata? No, Anto, perché come ho detto prima, ancora devo avere la disponibilità della scuola, perché il video deve essere ambientato in una classe. Appena trovo questa classe, nell'arco di un mesetto, in marzo, fine marzo oggi faccio su video perché è bello. E poi la dovete imparare a memoria e deve diventare il tormentone di tutte le scuole. Yes. Mannaggia morta. Ti chiesti di fare i tuoi saluti finali, sei l'11 e mezzo. Mamma mia. Ma fa computer mia diventa zucca. Ma se sappiano fuoco a me, sappiano fuoco computer qua. Comunque io, innanzitutto mi scuso con voi perché veramente ma da credere non è stata colpa mia. La prossima volta non so come dobbiamo fare, ma già cerchiamo di invitare subito a Capi, la stessa cosa che hai fatto prima, devi ricordarti che devi inviare quel link là. Facile. Mo tengo qua veramente, mo mi ricordo, mo siamo proprio stupido veramente. Cioè lo tengo qui e la prossima vi invio questo qua.
quindi la prossima volta cerchiamo di fare un poco meglio così, però comunque nonostante tutto ci siamo divertiti, mi sono divertito personalmente. Sì, poi passate 2 ore volanti perché se stancava subito staccavamo. Però la prossima volta non ci manda sto link qua, perché sto link che aderente a questa diretta qua. La prossima volta bravo, ci sta mandando sto link, bravo, hit buono. C'era arrivata, a che se c'era arrivato? No, non qua, la prossima. No, ma quindi che tu mi mandi sto link qua e la se link da diretta, ma c'è una scritta da Google, strunzo, tu muovi. No, non ti preoccupare, stavolta ma credo di essere... Io, un bacione a tutti quanti, grazie per averci seguito, ne eravamo 72, adesso ne siamo 2. Però non fa niente. 38, Aiu, grazie veramente, cioè, ringrazio Fabrizio. Abbiamo trattato vari argomenti, anche per comunque per raccontare un po' un pubblico un po' più vasto. La prossima volta, se Fabrizio ci invita, magari cerchiamo di trovare prima una tematica di cui parlare tutta la settimana e magari voi con i vostri commenti interagite e date, diciamo, i vostri pareri su questo. Ringrazio Fabrizio per l'invito in diretta. A poco esce video nuovo, vi faccio un po' di pubblicità occulta, ma che già su pigiama alla coppa che mi sta aspettando. Saulietti già scomitato perché oggi mi ha fatto trovare un risu nella giugno e niente, Fabrizio, sei sempre il mio idolo, continua così. Raffaele, vi saluto, un bacione, ciao, oggi Anthony, ti voglio bene, goditi viaggio. Ciao bro, grazie, Fabio. Grazie. Fabio, questo vale per me, grazie per avermi invitato. Spero, se riesco in settimana, di fare una diretta dalla Spagna. Se ci riesco, è una cosa. Me la vedo proprio volentieri. Anche perché è probabile che lì scriverò una canzone nuova. Quindi se vi fa piacere andate sul mio canale Anthony Galeota Official Channel e vedete se vi piace quello che faccio. E può darsi che là mi viene qualche ispirazione e faccio qualcosa. E se riesco faccio la diretta e ti contatto a te, contatto a Raffaele e tutto cose. Vai, fa piacere, la Spagna mi fa schiattare un colpo però, che sta Spagna su piano, vabbè comunque. Ma per i spigliarini, qua stiamo a Napoli, ma facciamo mi sembra. Figurati la Spagna. Comunque voglio seguite sempre Frank e Cerone a alto livello e penso e spero ci siamo divertiti perché comunque ci siamo divertiti, ti ringrazio, scusami per il problema iniziale, però alla fine ci siamo divertiti. Grazie tu che comunque mi hai reso comunque la diretta piacevole ancora più di come mi ero programmato, quindi... grazie a te Raffaele, che sei tu simpatico, grazie di cuore, veramente. Voglio buonasera e un po' appiccicata che andava la pena. No, mo becchimo, ci faccio una cazzia. E viva l'MD, voglio. Sempre. In Spagna. Ciao, voglio. Ciao Anthony. Ciao. Voglio ringrazio a tutti quanti che hanno assistito a questa diretta un po' movimentata, così però alla fine penso che veramente vi siete divertiti, mi sono divertito, quindi spero anche voi. Scusate se non sono stato cazzo a leggere i commenti, però vado a credere non si capisce niente, parliamo tra noi, leggere pure i commenti, poi ogni tanto l'hanno letto. Comunque, e niente, voglio vi ringrazio, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 9:30. E grazie a tutti chi là che se ne live una roba, lo dico sempre, so che lo dico sempre, però veramente vi ringrazio perché siete un sacco di voi. Voglio un bacione, buonanotte, grazie mille, grazie, voglio.